Telespettatori di Antenna 3, buona giornata e ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali che anche quest'oggi vi terrà compagnia sino alle 14:30 con le notizie e gli approfondimenti di questo sabato 4 di dicembre. Ci sono molte notizie di cronaca, le sentiremo con i collegamenti dalle nostre redazioni, in particolare per quanto riguarda il Covid, il primo caso accertato di variante Omicron in Veneto è stato diagnosticato nel Vicentino. Si tratta di un quarantenne rientrato dal Sudafrica, è risultato positivo al virus, era vaccinato e il sequenziamento del tampone ha evidenziato la variante sudafricana. Ora si attende l'esito dei tamponi sui familiari, la moglie ed uno dei due figli che sono risultati positivi. Su questo vi aggiorneremo più tardi. Poi dal Padovano la protesta dei sindaci davanti all'ospedale di Schiavonia e anche gli ultimi aggiornamenti circa l'attacco a hacker al sistema, tutto il sistema informatico dell'ULSS 6 Euganea, che ieri ha creato non pochi problemi e qualcuno sta continuando a provocarne anche nella giornata di oggi. Poi tutta la questione del Green Pass rafforzato che partirà ufficialmente da lunedì e naturalmente parleremo anche delle numerose ordinanze che stanno adottando diversi primi cittadini anche nella nostra regione per l'obbligo di mascherina all'aperto laddove in particolare ci siano delle manifestazioni ed eventi legati al Natale che con la giornata di oggi, prima giornata festiva insomma del Ponte dell'Immacolata, si stanno un po' aprendo in tutto il territorio. Ma la giornata di oggi, 4 di dicembre, è una giornata sicuramente segnata sul calendario di tutti gli appassionati dello sci, perché quest'oggi riapre la maggior parte degli impianti dopo ben 22 mesi di chiusura. Per parlare di questo abbiamo in collegamento, lo ringrazio per essere con noi, Andy Varallo, presidente di Dolomiti Superski. Buongiorno Varallo, grazie. Buongiorno a voi. Grazie per essere con noi. Allora è una giornata sicuramente importante quella di oggi per tutto il settore del turismo invernale, con non pochi punti interrogativi per quello che sarà il proseguo della stagione, visto quello che è insomma l'andamento dei contagi nel nostro paese, con particolare riferimento proprio alle regioni del nord-est. Innanzitutto Varallo, oggi quanti impianti aprono e come sta andando? Abbiamo sentito già di alcuni impianti, come dire, presi d'assalto, insomma la voglia di sciare c'è ed è tanta. Guardi, la voglia di sciare veramente non manca, Madre Natura ci ha aiutati in termini meteorologici perché il freddo è arrivato, la neve naturale è arrivata, quindi la cartolina è invernale. E oggi abbiamo 300 impianti su 450 di Dolomiti Superski già attivi. Quindi un ottimo punto di partenza per noi, ma soprattutto un ottimo punto, lo chiamerei quasi il D-Day della riapertura degli impianti di risalita, con anche la verifica della validità o meno dei sistemi di controllo che abbiamo adottato. Ecco perché di questo parleremo tra poco, perché sicuramente insomma la rivoluzione non è da poco per quanto riguarda appunto tutta l'intera gestione del sistema degli ski pass e la verifica di quelle che sono appunto le certificazioni verdi. Vedo intanto che si è collegato e lo ringrazio per essere con noi Massimiliano Schiavon, presidente di Federalberghi Veneto. Dicevamo, no, quello di oggi è un po' il D-Day per
per la ripartenza della stagione invernale. Ovviamente la parte del Leone la fa la montagna, ma non solo, perché dalle città d'arte, insomma, al lago di Garda, penso, per quanto riguarda il nostro Veneto, in tutti si stanno preparando per accogliere i visitatori, naturalmente con l'incognita, direi con l'incubo di quello che sta succedendo a livello di contagi, appunto. Dal vostro osservatorio, diciamo, la situazione com'è, Schiavon? Guardi, le dico, allora sicuramente la macchina organizzativa si era già messa in moto da tempo in previsione di affrontare una stagione invernale, soprattutto con un occhio riguardo alla montagna, che ha vissuto in passato dei momenti di criticità. Abbiamo visto saltare completamente la programmazione della precedente stagione invernale, quindi da questo punto di vista tutti gli operatori, compresi quelli dell'accoglienza, erano molto sensibili a tutte quelle che sono state le procedure, e attenzione anche è stata posta a quelli che sono poi i nuovi provvedimenti introdotti dal governo. Quello che le posso dire io è che sul Natale in questo momento e sul Capodanno, quindi sul periodo natalizio delle festività in genere, il tasso di prenotazione che stiamo registrando è un tasso positivo. Non siamo ancora totalmente al sold out, e questo è evidente che qualcuno sta ancora alla finestra a guardare, però registriamo un moderato ottimismo in questo periodo, se non altro per tutta la macchina organizzativa, per come si è messa in moto per garantire sicurezza. Forse c'è da dire, ecco, un po' di attenzione in più la stiamo ponendo su quelli che possono essere i trend subito dopo il periodo natalizio, per quanto riguarda quindi le settimane bianche. Ecco, lì forse c'è da fare un'analisi più attenta e approfondita, perché siamo leggermente al di sotto rispetto a quelli che erano i trend a cui eravamo abituati nel 2019. Ecco, diciamo, l'incertezza sul futuro non aiuta, insomma, la gente sul lungo termine preferisce attendere prima di prenotare, sostanzialmente questo lo scenario, diciamo? Indubbiamente sì, c'è anche da dire che il periodo successivo, subito dopo le festività natalizie, apre anche un po' i flussi del mercato estero, soprattutto anche per la montagna, e sul mercato estero chiaramente si è soggetti un po' anche ad alcune dinamiche dei paesi nostri confinanti, che stanno subendo un tasso evidentemente di contagio importante, e quindi questo ha in qualche modo cristallizzato le nuove prenotazioni, nel senso che il flusso della domanda è fermo in questo momento, o perlomeno dà segnali ben al di sotto rispetto a quelle che erano le attese. Dovremmo ovviamente, questo abbiamo imparato a farlo in questi 2 ultimi anni, vivere un po' la giornata. Si fa fatica a fare delle previsioni a lungo termine che siano poi verificabili, però devo anche dirle che un po' tutti, sia gli operatori sia i turisti, hanno un po' imparato a convivere con queste dinamiche, con questo purtroppo virus che ci attanaglia da ormai 2 anni, e adottano dei comportamenti assolutamente responsabili che li mettono nelle condizioni ancora di potersi muovere in assoluta sicurezza. Ecco, allora stiamo vedendo, Varallo, delle bellissime immagini della montagna innevata. Lei ci diceva poco fa, Madre Natura ci ha aiutato, la neve insomma fortunatamente c'è. Sicuramente le regole sulle piste quest'anno sono cambiate. Vuole raccontarci, vuole spiegarci un po' quelli che sono i nuovi protocolli per quanto riguarda appunto la sicurezza sulle piste? Per quanto riguarda i nostri comprensori di Dolomiti Superski, che comprendono Veneto, Trentino e Alto Adige, vige la regola del distanziamento di 1 metro in coda, sia con sci in mano che sci ai piedi. Abbiamo l'uso della mascherina chirurgica sia in coda che durante la fase di trasporto, indipendentemente dal veicolo aperto o chiuso utilizzato. Quindi abbiamo l'utilizzo della regola del Green Pass basico, necessario per poter sciare, e sono ammessi controlli sia di tipo puntuale, come facciamo noi in Superski, così come anche controlli a campione. Dolomiti Superski ha deciso di sviluppare, in collaborazione con Access, l'azienda che da sempre ci fornisce i servizi di ticketing, con Sogei e con il garante della privacy, un'applicazione che permette di matchare
il Green Pass allo Ski Pass, con una novità. Lo Ski Pass è diventato nominativo, quindi funge da carta d'identità e attraverso l'abilitazione giornaliera che noi richiederemo al cliente, noi verifichiamo non solo la validità del Green Pass, ma anche la corrispondenza di nome, cognome e data di nascita presenti sullo Ski Pass con quelli presenti sul Green Pass. Quindi è un vero e proprio controllo fisico. Però tramutato in questo caso in fase digitale grazie a questo servizio. L'obliterazione, l'abilitazione giornaliera non causa assolutamente problemi o ritardi per il cliente, in quanto con un semplice clic giornaliero il cliente, una volta già logato nel nostro sistema, deve solo caricare il Green Pass e noi verificheremo se il Green Pass in quella giornata di sci è effettivamente valido. Quindi diciamo una tecnologia che vi ha decisamente aiutato, no, per quanto riguarda il sistema di controlli e che consente in tempo reale di verificare dunque sia lo Ski Pass sia appunto il Green Pass in corso di validità. Lei diceva Green Pass basico, quindi in questa prima fase diciamo possono accedere agli impianti di risalita tutti coloro che abbiano il Green Pass ottenuto sia attraverso la vaccinazione e la guarigione, quindi quello che da lunedì diventerà il cosiddetto Super Green Pass o Green Pass rafforzato, sia chi invece ha ottenuto la certificazione verde attraverso un tampone. Con un eventuale cambio di colore delle aree interessate, che cosa accadrà? Perché purtroppo il timore, insomma, anche abbastanza concreto è proprio questo. Abbiamo sentito per quanto riguarda la provincia di Bolzano che dalla prossima settimana molto probabilmente insomma ci sarà l'entrata in zona gialla. Il Veneto per ora non ancora, ma le prospettive sono sostanzialmente quelle. Quindi che cosa prevede il nuovo protocollo che è stato concordato con il Ministero? Allora, ci terrei solo a precisare, al fine di dare informazioni corrette anche alla clientela, sugli impianti aperti non è richiesto il possesso della certificazione verde, però se una persona si presenta allo sportello di un comprensorio dotato di impianti misti, quindi sia con veicoli chiusi tipo le cabinovie, sia veicoli aperti tipo gli ski lift e le seggiovie, è chiaro che verrà richiesto il controllo del Green Pass al momento della vendita, perché per questi comprensori altrimenti è impossibile verificare se il cliente sceglierà solo impianti aperti o solo impianti chiusi o tutte e due. Questo giusto per precisare quali sono le regole del gioco. In questo momento sappiamo che per la zona bianca e la zona gialla non ci sono variazioni in termini di certificazione basica o certificazione rafforzata, mentre per la zona arancione e rossa in questo momento il protocollo dice semplicemente che qualora venga permesso agli impianti di salita di girare anche in zona arancione e rossa, verranno concordate delle politiche restrittive di contingentamento, di prenotazione o comunque di riduzione delle capienze dei veicoli attraverso un confronto con la governance territoriale, quindi regione o provincia autonoma, e sentite anche le categorie come ad esempio le strutture ricettive. Ecco, quindi insomma sarà da vedere con esattezza, no, quello che accadrà in caso di ulteriori cambi di colore. Schiavon, per quanto riguarda gli alberghi ci saranno dei cambiamenti dal 6 di gennaio anche per le strutture alberghiere, no, con l'entrata in vigore del Super Green Pass, anche per quanto riguarda la ristorazione, no, all'interno dell'albergo. Come vi state preparando a questo cambio, diciamo, di passo? Ma guardi, in realtà è un cambio di passo che non ci complica particolarmente la vita in questo momento. Rileviamo che anche nelle destinazioni di mare, nel corso della stagione balneare, molti dei nostri clienti erano già dotati di Green Pass. Noi siamo soggetti all'applicazione di un Green Pass base,
quindi dal 6 praticamente di dicembre entrerà in vigore questa nuova procedura. Si potrà accedere negli alberghi con il Green Pass base, quindi o con tampone o con certificato di guarigione, per accedere a tutti i servizi dell'albergo, compreso anche al servizio di ristorazione. Tutto questo, diciamo, è un po' una novità rispetto a prima, ma non è una particolare complicazione. Forse un po' il disagio, devo dirle, di chi non è dotato di Green Pass nei soggiorni un po' più lunghi, quindi anche magari della settimana classica di vacanza, sarà costretto ad esibire ogni 48 ore questo diciamo, documento dell'avvenuto tampone. Questo per il momento è nulla più di quanto richiesto per il nostro settore, che già prima effettuava, ovviamente, sentivo prima il collega che sugli impianti, diciamo, hanno la possibilità di tracciare l'identità del cliente. Noi le procedure, ovviamente, in fase di check-in già effettuavano questo tipo di dispositivo, di procedura. Devo dirle che tutto sommato al momento le domande che riceviamo riguardano soprattutto magari le famiglie che vogliono capire come comportarsi con i bambini. Ecco, su questo va fatta una precisazione: al di sotto dei 12 anni non è richiesto all'interno delle strutture ricettive questo tipo di documento. Questo almeno vale per il momento per quanto riguarda sia le zone bianche, sia dovessimo restare in zona bianca come io auspico, o gialla. E mi auguro non dovrebbero esserci modifiche per quanto riguarda il nostro settore, anche qualora la situazione dovesse peggiorare, se non altro per i protocolli che noi già attuiamo e già attuavamo prima all'interno delle strutture ricettive. Ecco Schiavona, per quanto riguarda la ristorazione alberghiera invece, no, da lunedì nei ristoranti e nei bar sarà obbligatorio il Super Green Pass, il Green Pass rafforzato, chiamiamolo come si vuole, nei ristoranti interni all'albergo, e penso anche per esempio l'accesso alle piscine, alle spa, alle saune eccetera. È richiesto anche in questo caso oppure è sufficiente il basico? Al momento, da quello che ci risulta, è sufficiente il basico. Dovrà essere fatta una precisazione unicamente per quelle strutture che eventualmente sono aperte non solo con il loro servizio a clienti interni, ma anche a una clientela esterna. Infatti le ricordo che nel dispositivo con le regole precedenti si poteva accedere alla ristorazione alberghiera anche senza il Green Pass, ma nel momento in cui la struttura ricettiva apriva anche a un servizio pubblico, il Green Pass avrebbe dovuto essere richiesto anche a tutti i clienti presenti in albergo. Quindi ecco, su questo punto siamo in attesa un po' di un chiarimento da parte del governo, ma per il momento è sufficiente, come le dicevo prima, il Green Pass base per accedere per i clienti dell'hotel anche al servizio di ristorazione. E anche alla spa o alla piscina eventuale. Assolutamente. Ecco Varallo, la vedevo a sentire quando Schiavona appunto parlava dei bimbi, perché naturalmente le vacanze di Natale, come pure questi giorni del Ponte dell'Immacolata, lo sappiamo, per diverse famiglie che hanno i bimbi a casa da scuola sarà l'occasione per concedersi una vacanza sulla neve, per andare sulle piste. Per i più piccini quali sono le regole per andare a sciare? Per i più piccini valgono le regole esposte prima dal collega, quindi sotto i 12 anni non c'è bisogno della certificazione verde, sopra i 12 anni invece ci sarà anche qui la necessità della certificazione verde. Ecco, quindi insomma eventualmente qualche problema potrebbe esserci per quelle famiglie che hanno bambini adolescenti, sostanzialmente, che hanno dei figli adolescenti che non siano vaccinati e che quindi dovranno necessariamente, insomma, sottoporsi a tampone nella località di villeggiatura dove si trovano. Varallo, sappiamo che lei è collegato dall'Alto Adige, no? Dove la situazione dei contagi sicuramente, insomma, è abbastanza preoccupante. Ci sono anche dei comuni che già qualche giorno fa sono entrati in zona rossa, e voi come operatori del settore come state vivendo, insomma, questa situazione? Lo dicevamo all'inizio, no? Si torna a lavorare dopo 22 mesi, le aspettative naturalmente sono tantissime, come tanti cominciano a essere anche i timori, immagino, no? Sì, devo dire che il termine zona rossa per i comuni non è stato proprio un termine felice, perché semplicemente
la provincia autonoma ha deciso di ridurre la possibilità di sostare in bar e ristoranti dopo le ore 20 o le ore 18. Quindi si è trattata semplicemente di un'azione preventiva che in Friuli l'hanno chiamata come anticipazione della prevenzione prevista dal 6 di dicembre in poi. Infatti l'Alto Adige dal 6 di dicembre in poi semplicemente è di colore giallo dappertutto. Quindi la terminologia forse non è stata proprio azzeccata. Però è vero, ci sono comunque tante località che in questo momento, tanti comuni, hanno registrato casi in aumento, è dovuto un po' anche alla mentalità della popolazione, quindi è più che altro una questione storica sui paesi nordici che cercano in tutti i modi di curarsi con quello che offre la natura, più che altro con prodotti omeopatici anziché vaccinarsi. Però devo dire che nelle ultime 10 giorni tanta gente ha preso l'occasione per andarsi a vaccinare. La sanità altoatesina sta veramente mettendo in campo grosse campagne di sensibilizzazione e di vaccinazione, in quanto tutti quanti noi viviamo del turismo e sappiamo quanto importante sia aprire adesso, ma soprattutto garantire una stagione con continuità, senza interruzioni, senza lockdown, che farebbero male a noi, farebbero male però anche e soprattutto a tutta la parte delle risorse umane a busta paga, che in questo caso si vedrebbero privare di un diritto del lavoro, ma anche di un salario. Quindi dobbiamo stare attenti, dobbiamo lavorare per mantenere aperta la stagione fino alla data di chiusura del 10 di aprile e cercheremo in tutti i modi, in tutte le province di Superski e nella regione Veneto sicuramente, di portare a casa questi risultati. Sicuramente, incrociamo naturalmente tutti le dita. Schiavon, per chiudere questo collegamento, le chiedo, secondo lei che Natale sarà per il turismo, quello del 2021? Ma sarà indubbiamente un Natale certamente con numeri più positivi, ma questo è banale dirglielo rispetto all'anno scorso, che sono stati ovviamente a zero, quindi c'è anche un moderato, devo dirle, ottimismo, ma quello che vorrei sottolineare è questa consapevolezza nel convivere anche con queste ormai procedure che garantiscono sicurezza a chi ci lavora, garantiscono la sicurezza a chi va in un luogo di villeggiatura per vacanza, e devo dirle che anche chi si è già approcciato alle terze dosi con senso civico di rispetto sociale, non è che la terza dose come dire, dia quella sensazione di immunità totale, ma si continuano a rispettare ovviamente tutte le procedure, e quindi ancora qui un aspetto di maggiore sensibilizzazione per chi lo ha già fatto e ovviamente era nelle condizioni di poterlo e doverlo fare. Quindi l'auspicio è che si continui assolutamente in questa strada, è la strada giusta per uscire da questa fase, per riconsentirci di riprendere una vita quantomeno normale che avevamo lasciato nel 2019 ormai. Lo speriamo tutti. Io vi ringrazio davvero per essere stati con noi, grazie a Andy Varallo, presidente di Dolomiti Superski, e grazie a Massimiliano Schiavon, presidente di Federalberghi Veneto. Una buona giornata e un buon lavoro, insomma, per questo periodo di festività del Ponte dell'Immacolata e poi naturalmente per quelle di Natale, sperando che ce ne sia davvero tanto di lavoro. Grazie, un saluto, buona giornata. Grazie a tutti, buona giornata. Buona giornata, grazie. Incrociamo le dita tutti quanti e noi ora andiamo a collegarci con Vicenza, lo dicevamo in apertura di telegiornale, è arrivata infatti ieri sera l'ufficialità dell'entrata in Veneto purtroppo della variante Omicron, con questo primo caso riscontrato nel Vicentino. Da Vicenza quindi abbiamo in collegamento la collega Luisa Bertini. Buongiorno Luisa. Buongiorno Marta e buongiorno ai nostri telespettatori. Come dicevi, è una sorta di paziente zero, perché è il primo di fatto in Veneto ad essere stato riscontrato con variante Omicron. L'uomo è un 41enne, era con la famiglia in Sudafrica nei giorni scorsi e al rientro ha fatto la prassi, insomma, dovuta, quindi il tampone. Al primo tampone è risultato negativo
e poi ha riscontrato delle lievi sintomatologie e quindi ha eseguito un secondo tampone. Al secondo tampone positivo poi è seguita ovviamente l'analisi ed è riscontrato positivo al virus con variante Omicron. Anche la moglie e uno dei figli positivi, anche se ancora si attende il riscontro dell'istituto zooprofilattico e quindi per capire se anche loro sono affetti da virus con variante Omicron. Sul caso c'è il massimo riservo da parte dell'ULSS 8 Berica che anche oggi ci ha detto che non intende rilasciare dichiarazioni perché aspettano l'evoluzione e anche per garantire la tutela della privacy comunque della famiglia che adesso si trova in casa a rispettare le regole dell'isolamento. Concluderei, se sei d'accordo, sul report giornaliero relativo proprio ai casi Covid nel Vicentino, perché ad oggi ce ne sono 473 nuovi casi positivi a Vicenza e 6 ricoverati in terapia intensiva al San Bortolo. Tornando un attimo alla variante Omicron, ieri Zaia è intervenuto anche sul caso di cui ho appena parlato, della famiglia rientrata dal Sudafrica, e ha detto questa è una novità ovviamente non bella ma ce l'aspettavamo, e dimostra comunque che la rete dei controlli funziona e che stiamo esprimendo il massimo sforzo con una media giornaliera di circa 100.000 tamponi e con un sistema efficiente di sequenziamento. Quindi al momento siamo in attesa di capire se ci saranno evoluzioni e ovviamente vi terremo aggiornati sul caso nelle prossime ore. Sì, ti ringrazio. Allora, grazie mille Luisa. Presumo che molto probabilmente entro stasera si conoscerà l'esito del sequenziamento del tampone anche dei familiari di questa persona, per sapere se effettivamente è l'unico caso oppure se la variante Omicron ha già contagiato anche altre persone. Grazie a Luisa Bertini dalla redazione di Vicenza. Buon lavoro Luisa. Altrettanto. Allora, noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, non prima di aver visto molto velocemente quelli che sono i dati relativi appunto al contagio di oggi. Luisa Bertini appunto citava il dato di Vicenza, ecco, lo vedete complessivamente nel Veneto nelle ultime 24 ore sono 2.560 i nuovi positivi. Il record di positività quest'oggi spetta a Treviso con altri 607 nuovi positivi. Questo quindi il bollettino di oggi. Andiamo in pubblicità, ci rivediamo tra pochissimo, restate con noi. Ed eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Dicevamo prima dell'aumento dei contagi in Veneto, nella nostra regione, aumento dei contagi che sta cominciando a produrre degli effetti anche a livello di riduzione delle prestazioni ospedaliere non Covid. La prima a partire è l'USL 8 di Vicenza, che sospende le visite ai pazienti dei ricoverati. Quindi in questo caso non si tratta di visite a livello appunto sanitario, bensì di visite ai pazienti ricoverati non Covid, per cui chi ha un familiare ricoverato non potrà andarlo a trovare. L'unica eccezione è costituita dalla pediatria e dall'ostetricia, quindi si ricominciano a chiudere le porte degli ospedali per evitare nuovi focolai. Sentiamo. Aumentano i contagi e per tutelare i pazienti in ospedale l'USL Berica ha deciso di sospendere le visite ai degenti ricoverati in tutti i nosocomi del territorio di propria competenza. Il virus circola e costituisce un rischio concreto, ha spiegato la dottoressa Bonavina, direttore generale. Faremo in ogni caso ogni sforzo possibile per tenere informati i familiari sulle condizioni dei loro cari con modalità a distanza. Fa eccezione al provvedimento i reparti di pediatria, dove i genitori potranno continuare a far visita ai figli ricoverati, e in ostetricia, dove
dove rimane la possibilità per i padri di assistere alla fase finale del parto con adeguati dispositivi di protezione e, dopo il parto, i papà potranno anche accompagnare il neonato al nido. Saranno inoltre mantenute le visite ai malati terminali e per le situazioni particolari a giudizio dei direttori dei reparti. Per le attività ambulatoriali rimane il divieto di ingresso per gli accompagnatori, fatta eccezione per i minori, i pazienti disabili e le persone fragili o in genere con difficoltà linguistico-culturali. Sappiamo che uno dei più grossi problemi della sanità di questo periodo è appunto quello costituito dai medici e su questo tra poco sentiremo l'intervista al presidente della regione Luca Zaia, ma vedo che intanto si è collegato con noi il nostro prossimo ospite Federico Caner, assessore al turismo e all'agricoltura della regione del Veneto. Buongiorno assessore, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, oggi l'abbiamo già accennato nella prima parte del nostro telegiornale, sentendo gli operatori del settore, è un po' il D-Day, possiamo dire, della stagione invernale, no? Ponte dell'Immacolata, test per il Natale. Dal vostro osservatorio, assessore, come sta andando? Guardi, per ora la situazione è buona, nel senso che siamo pronti a riaprire con tutte le attenzioni del caso. Finalmente il governo ha anche approvato le linee guida che la conferenza delle regioni aveva dato per aprire gli impianti da sci in sicurezza. Oggi a Cortina c'è la grande apertura, diciamo, di questo D-Day, come giustamente lo chiama lei, ma di questo ponte anche dell'Immacolata, che prevede molte persone che arriveranno in generale in montagna e quindi anche sulle piste da sci. Quindi sarà anche un test molto importante. Devo dire che però gli impiantisti sono preparati, le linee guida sono molto chiare, quindi si potrà andare a sciare soltanto ovviamente muniti di Green Pass e con uso della mascherina negli impianti chiusi, quindi sulle funivie, sulle cabinovie e anche sulle seggiovie che hanno la copertura, mentre nelle seggiovie aperte è consentito viaggiare anche diciamo senza l'uso del Green Pass per il momento. Sì, infatti ne abbiamo proprio parlato nella prima parte, no, della nostra diretta con il presidente di Dolomiti Superski per fare un po' il punto, insomma, di quella che sarà e di quelle che sono le novità di questa stagione invernale. Naturalmente la montagna, lo sappiamo, fa la parte del leone, soprattutto da oggi fino al 6 di gennaio, poi incrociando le dita, insomma, con le settimane bianche, ma non c'è solo la montagna, no? Nel nostro Veneto ci sono anche le città d'arte, c'è il lago di Garda ed un po' in tutti i siti turistici della regione si stanno cercando di organizzare per quanto possibile, insomma, sulla base del garantire la sicurezza anche manifestazioni proprio in vista del Natale, dai mercatini a certo. Quant'altro. Secondo lei, diciamo, la situazione, perché l'abbiamo detto più volte, no? E l'ha sottolineato il governatore Zaia ieri, siamo appesi ad un filo come Veneto, la zona gialla è dietro l'angolo. Questa incertezza potrebbe in qualche modo frenare già le prenotazioni, dico per il Natale. Già i ristoratori stanno lamentando una pioggia di disdette per pranzi e cenoni di Natale, Capodanno. Insomma, il timore c'è, ecco. Sì, diciamo che il timore c'è, più che altro, come dice lei, proiettato verso la fine del mese o all'inizio del prossimo anno. Al momento, ad oggi, le persone si stanno muovendo con le precauzioni del caso, ma si stanno muovendo non soltanto in montagna, come dicevo prima, che oggi c'è la riapertura e sono già previste molte persone, addirittura mi dicevano che ci sono già delle code oggi agli impianti, ma anche nelle altre aree turistiche. Ovviamente non possiamo tener conto del litorale, ovviamente, perché siamo in stagione invernale, ma per quanto riguarda le città d'arte, il ponte dell'Immacolata è sicuramente un momento sensibile, perché sono previste
parecchie persone che si muoveranno non solo a Venezia, che vedo qui inquadrata, ma anche nelle altre località turistiche, città d'arte, borghi per esempio. Ci sono molte manifestazioni, oggi c'è anche la consegna della bandiera arancione a Follina per esempio, nella Pedemontana trevigiana, quindi ci sono molte attività, fermenti, mercatini e sono previste molte persone. Certo, se i contagi continuano ad aumentare, per fine mese ovviamente qualche disdetta arriverà. Per il momento però non è ancora così. Questo credo sia dovuto al fatto che la gente comunque si sta un po' anche abituando, sta convivendo con questa cosa. Io francamente vedo la gente abbastanza propensa a muoversi in maniera corretta, quindi con l'uso della mascherina. Vedo ristoratori, baristi, albergatori che chiedono ovunque, almeno a me capita personalmente, ma vedo che capita anche a molti conoscenti che ho, che viene richiesto sempre ed esclusivamente l'accesso con Green Pass, quindi insomma l'attenzione è alta. Credo che con questa cosa dovremmo convivere. È vero che i contagi stanno aumentando, ma è anche vero che rispetto a un anno fa, con lo stesso numero di contagi, abbiamo molto meno persone in ospedale, quindi vuol dire che un gran lavoro è stato fatto non solo sul vaccino, ma anche sulla coscienza dei cittadini nel muoversi in maniera adeguata, e noi su questo puntiamo molto. Ovvio è che se la cosa dovesse degenerare, il rischio è non solo andare in zona gialla, che può anche essere probabile nelle prossime settimane, ma se dovesse peggiorare ancora c'è l'incubo della zona rossa, allora lì sì diventa problematico per tutti, perché significa chiusura delle attività. Certo, sarebbe davvero drammatico, non vogliamo nemmeno pensarci, anche se certo. purtroppo la situazione, diciamo, non è delle migliori. Nel Veneto insomma stiamo vedendo un notevole incremento dei contagi. Fortunatamente ci salvano ancora, come diceva il Presidente Zaia ieri, i ricoveri in area non critica, però insomma il campanello dell'allarme è acceso in questo momento, certo. Ovviamente, ed è chiaro naturalmente che questa incertezza in qualche maniera andrà anche un po' a pesare su quelli che sono gli orientamenti, no? Di prenotazione, di spesa da parte delle famiglie. Volevo chiederle, Assessore, anche di una novità, diciamo, di questi ultimi giorni relativo ai sostegni al settore del turismo, no? Perché purtroppo lo sappiamo che questo è uno dei settori che ha pagato il prezzo più alto fino ad ora, turismo e commercio, insomma in generale della pandemia. La Regione del Veneto ha fatto un passo ulteriore in avanti in questi giorni, no? Per aiutare queste imprese. Assolutamente sì. Intanto noi poco tempo fa abbiamo fatto un bando, per esempio, legato al tema della montagna e legato in particolare ai maestri di sci, dove abbiamo elargito loro quelli che sono gli aiuti che erano previsti a livello ministeriale e che sono stati gestiti tramite le regioni, e quindi in questo caso la Regione Veneto. Sono previsti altri aiuti sempre sul settore montano, perché lei si ricorderà, riguardano ancora la stagione scorsa, invernale, dove fu di fatto chiuso tutto, e di conseguenza arriveranno anche, noi siamo già pronti, aspettiamo soltanto che ci vengano date queste cifre da poter poi elargire tramite dei bandi, ma noi siamo già pronti anche appunto al settore alberghiero, ai comprensori sciistici, che tra l'altro intendono non solo gli impianti ma anche tutto ciò che ci sta attorno a un luogo turistico legato agli impianti da sci. Ovvio che se la situazione dovesse degenerare diventa fondamentale richiedere nuovi aiuti anche per questa stagione e non soltanto per la scorsa, perché ripeto, oggi stiamo elargendo i soldi che riguardano ancora però una vecchia situazione. Allora, se ci teniamo anche alla zona gialla, questo significa poter comunque tenere le attività aperte e quindi scongiurare eventuali interventi. Se la situazione dovesse degenerare, è ovvio che chiederemo nuovi interventi. La Regione ha fatto dei bandi da questo punto di vista, abbiamo cercato di aiutare le agenzie di viaggio con ben 2 bandi, appunto i maestri di sci, ora tutte le località inserite all'interno dei comprensori
sciistici. Certo ci sono altri settori in difficoltà, appunto le città d'arte penso, o anche il settore del termale. Ecco, il settore del termale è quello che nell'ultimo mese forse tra le varie disdette che citavamo prima sono quelli che sono stati messi un po' più in difficoltà. Insomma, speriamo che la situazione appunto non degeneri per tornare ad avere delle prenotazioni, perché sicuramente quello è un settore che oggi come oggi più della montagna sta pagando. Ecco, sicuramente. E, Assessore Caner, si sta molto parlando in queste ultime ore anche di misure diciamo individuali, no? L'abbiamo imparate a conoscere in questi 2 anni ormai quasi di pandemia, ma oltre ovviamente alla vaccinazione è molto importante in questa fase insomma di massiccia circolazione purtroppo del virus cominciare ad utilizzare la mascherina anche all'aperto. Molti sindaci in questo senso stanno emanando delle ordinanze proprio per cercare di salvare il turismo, di salvare il commercio, il Natale. Lei sarebbe favorevole ad una indicazione di questo genere su base regionale, a prescindere insomma dal colore della regione, così come ha fatto per esempio il vicino Friuli Venezia Giulia? Guardi, io ritengo che sia importante salvare il Natale, le vacanze natalizie, e quindi francamente vedo bene alcune iniziative che i sindaci hanno fatto. Penso anche al sindaco di Cortina, tra l'altro in questi giorni anch'io sarò presente per l'inaugurazione appunto di questa weekend molto importante di iniziative legate anche al tema delle Olimpiadi, e quindi ci sono tante attività, e ha fatto bene il sindaco, così come altri, a Verona, a Venezia, a chiedere l'utilizzo della mascherina anche all'aperto, perché in questo momento è meglio essere molto cauti. Quindi nessuno vuole bloccare le attività che, ripeto, sono fondamentali. È giusto che la gente viva e che si muova, perché altrimenti diventa un problema, come abbiamo visto, anche economico, però dobbiamo farlo in sicurezza. Quindi francamente io penso che queste ordinanze siano corrette. Oggi come oggi non abbiamo ravvisato la necessità di farlo a livello regionale, anche perché giustamente la regione è grande, è diversificata, e la densità anche di popolazione varia da luogo a luogo, e anche diciamo la presenza turistica varia da un luogo all'altro, e di conseguenza non è necessaria una misura regionale. Però bene hanno fatto quei sindaci che sono anche territori diciamo turistici a prevenire e quindi ad adottare queste ordinanze. Grazie Assessore, un'ultima domanda, proprio un flash prima Sì. di salutarla, perché so che ha una mattinata piena di appuntamenti e di impegni, quella di oggi. Secondo lei, chiaro la sfera di cristallo nessuno ce l'ha, ma che Natale sarà quello del 2021? Guardi, io sono ottimista di natura e sono convinto che, forse sbaglio, ma sono convinto che non peggiorerà da qui a Natale. Cioè sicuramente la situazione che abbiamo è questa, ed è già diciamo allarmante, però sono convinto che siamo riusciti con un sistema o con l'altro, quindi tra l'utilizzo del vaccino, tra diciamo la capacità delle nostre strutture anche sanitarie di intervenire, lo screening tramite i tamponi. Vediamo che anche il caso della variante africana è stato subito preso velocemente in Veneto, quindi io francamente sono ottimista e penso che arriveremo a un Natale attento come adesso, ma non di chiusura. Ecco. Da passato secondo me queste vacanze natalizie, se andranno come dico, andremo in miglioramento. Ovvio che se dovesse peggiorare durante le vacanze natalizie, è ovvio che avremo anche un gennaio-febbraio, quindi tutto l'inverno in difficoltà. Però ripeto, io ho questa sensazione, non voglio usare il termine positivo perché non va bene di questi termini. Non è il termini, caso di questi tempi. Non è il caso, ma questa buona sensazione, ecco, diciamola così. Poi, ripeto, come dice lei, nessuno ha la sfera di cristallo, e l'importante è, e lo ripeto, adottare diciamo stili di vita confacenti a questa situazione e quindi fare attenzione. Io dico a tutti, è giusto che ci muoviamo, che ci divertiamo, anche perché appunto ne va di mezzo anche della nostra economia, che finalmente era in ripresa e anche in forte ripresa, aggiungo,
però dobbiamo farlo con coscienza, quindi facciamolo, ma con l'uso della mascherina, col distanziamento, con tutte le cose che siamo abituati a fare. Vedo che i veneti lo stanno facendo, perché francamente io mi muovo anche per lavoro a manifestazioni, sono andato a tante manifestazioni, continuerò a farlo da qui a Natale, però vedo comportamenti corretti. Ecco, quindi io l'invito ultimo che faccio è di continuare a comportarsi così. Grazie Assessore, grazie Federico Canera, Assessore al Turismo della Regione Veneto, buona giornata, buon lavoro, buon Ponte dell'Immacolata anche a lei. Un saluto. E proprio per continuare a parlare di questo, per continuare a parlare delle misure di precauzione da adottare in questa fase di purtroppo intensa circolazione del virus nella nostra regione, abbiamo in collegamento da Venezia la nostra Ilaria Marchiori, che con Paola Barbato ci fa il punto proprio sulle ordinanze che in queste ore molti comuni stanno emanando circa l'obbligo dell'utilizzo di mascherina. Buongiorno Ilaria. Buongiorno Marta, buongiorno ai nostri telespettatori. Come vedete alle mie spalle c'è il Palexpo di Marghera, dove c'è un continuo via vai di persone per la terza dose, ma c'è anche chi è venuto ad effettuare la prima dose, soprattutto approfittando anche del fatto che non serva la prenotazione e con tutta probabilità anche in vista dell'entrata in vigore del Super Green Pass a partire da lunedì 6 dicembre. C'è stata anche una sorta di protesta proprio poco fa da parte di un dipendente sanitario che nell'ultimo mese e mezzo non ha lavorato perché aveva scelto di non vaccinarsi e quindi non ha percepito lo stipendio, e quindi ha deciso per poter continuare a lavorare, a percepire il suo stipendio, di venirsi a vaccinare. Dunque è venuto ad effettuare la prima dose, ma tutti i dettagli ve li daremo nella nostra edizione del telegiornale di questa sera con la sua protesta. Dicevamo invece l'utilizzo delle mascherine all'aperto. Sono già molti, sono già alcuni tra i 44 comuni del veneziano che hanno deciso di utilizzare attraverso i sindaci, attraverso l'ordinanza dei sindaci, che hanno reso obbligatorio l'utilizzo delle mascherine all'aperto nelle aree soprattutto pubbliche e dove appunto si tratta di vedere luoghi dove si tratta di luoghi con assembramento. L'obbligo, lo ricordiamo, non si applica ai bambini di età inferiore ai 6 anni e nemmeno a chi ha motivi di salute che sono compatibili appunto con l'utilizzo della mascherina. Sono esentati anche coloro, vi sto leggendo alcune delle ordinanze, anche coloro che stanno svolgendo attività sportiva purché mantengano la distanza interpersonale. Questo ricorda molto quanto è successo lo scorso anno, quando appunto si utilizzava la mascherina all'aperto e che poi è stata tolta invece dopo alcuni mesi. Per quanto riguarda appunto alcuni dei comuni del veneziano, si può leggere già nel testo del comune di Spinea quanto vi ho detto finora. Martellago invece ha disposto l'ordinanza di utilizzo di mascherine all'aperto fino al 31 dicembre. Mira invece raccomanda l'uso della mascherina anche all'interno delle abitazioni private, pensate, in presenza di persone non conviventi fino alla fine dello stato d'emergenza, e quindi tra i vari comuni ci sono delle diversificazioni. Per quanto riguarda Jesolo invece la si deve indossare al Christmas Village dalle 10 a mezzanotte. Ad Olo invece il comune ha già previsto delle restrizioni e le aveva già previste in realtà a fine novembre per i mercatini, e ieri è arrivato poi l'allineamento anche con i comuni limitrofi. Ricordiamo che queste disposizioni arrivano proprio in seguito all'invito del prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto durante il comitato sull'ordine pubblico e la sicurezza che si è svolto mercoledì, proprio a prevedere una stretta sull'obbligo di indossare le mascherine e dunque farlo anche all'aperto, visto l'andamento epidemiologico attuale. Ieri è arrivata anche l'ordinanza del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro per le zone della Movida e le aree specifiche della città storica della terraferma veneziana che sono soggette a maggiore aggregazione, e sappiamo che comunque in queste settimane
settimane, perché appunto ci troviamo, ci stiamo accingendo ad affrontare il periodo natalizio. Di eventi di aggregazione anche all'esterno attraverso mercatini oppure le piste di pattinaggio eccetera, ce ne saranno non pochi, e quindi è importante rispettare le ordinanze che sono state disposte dai sindaci dei singoli comuni. È molto probabile che, visto questo andamento, mano a mano si allineeranno un po' anche tutti gli altri comuni. Ecco, dunque questa è un po' la sintesi dei comuni che hanno deciso di adottare l'utilizzo di mascherine all'aperto, eccetto Mira, che ha anche consigliato di farlo all'interno delle mura domestiche se non ci sono dei conviventi. Se non ci sono altre domande, io restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori e a Paola Barbato per questo collegamento da Venezia, dall'hub vaccinale di Marghera in particolare. Una buona giornata e un buon lavoro. Noi ora andiamo in pubblicità, restate con noi, ci rivediamo subito dopo. Ed eccoci nuovamente in diretta, in studio. Vedo che si è collegato ora dall'altopiano di Asiago e si sfrega le mani, evidentemente fa un certo freddo, il collega Ferdinando Garavello. Quindi il ponte dell'Immacolata apre la stagione anche sull'altopiano. Buongiorno Ferdinando, a te. Buongiorno anche ai nostri telespettatori. Mi frego le mani non solo per le temperature che sono abbastanza basse, ma per la soddisfazione, la bellezza di questi luoghi. Insomma, per gli amanti della montagna, magari anche agli amanti del freddo, una giornata come questa non può che far piacere. Siamo all'arrivo della pista delle Melette, siamo a Gallio, qui ha nevicato, ha fatto una bella nevicata nei giorni scorsi, le temperature sono molto basse, adesso siamo 3-4 gradi sotto zero, quindi non bassissime, però temperature che hanno permesso di battere le piste, di creare il fondo, di fare anche una fase di innevamento artificiale che Renzo Rigon vi fa vedere. Questa è la pista principale, non è un comprensorio grandissimo, però insomma è molto amato da chi frequenta l'altopiano. Anzi, chiedo a Renzo se riusciamo a farvi vedere l'avvio di questa seggiovia nuova, è stata fatta pochissimi anni fa ed è insomma la base delle aspettative di questa parte dell'altopiano, perché ricordiamo che l'altopiano l'anno scorso è rimasto senza stagione sciistica, come tutto il resto del Veneto, sappiamo, per i motivi che conosciamo bene, con lo stop arrivato a poche ore dall'inizio della stagione. Quest'anno invece queste seggiovie dovranno rappresentare possiamo dire un nuovo inizio per tutto questo territorio. Tra l'altro c'è parecchia gente, non potete vedere il parcheggio che è alle nostre spalle, ma c'è tanta gente qui che si muove, sono persone che vanno a fare una ciaspolata, una camminata, qualcuno ha già gli sci per fare magari un po' di fuoripista che ricordiamo è un po' pericoloso in queste annate, perché come vedete alle nostre spalle i segni di vaia sono ancora molto presenti in questa parte, forse non si vede bene, ma ecco, abbiamo qualche problema di collegamento con Ferdinando Garavello dall'altopiano di Asiago, quindi vediamo eventualmente se riusciamo a ripristinarlo. Insomma, anche l'altopiano si sta preparando a questo avvio di stagione con il ponte dell'Immacolata. Si diceva appunto degli effetti di vaia, proprio perché purtroppo lo sappiamo, gli alberi schiantati naturalmente hanno portato ad una maggiore frequenza di fenomeni valanghivi, ovviamente non solo sull'altopiano ma anche su tutte le nostre Dolomiti. Noi proseguiamo intanto con un altro tema che è di grandissima attualità, purtroppo ancora in questi giorni. Ci colleghiamo con il nostro prossimo ospite, che è il sindaco di San Donà di Piave, Andrea Cereser. Buongiorno sindaco,
grazie per essere con noi. A voi. Perché purtroppo, dicevamo un tema di grande attualità ancora, purtroppo continuano a verificarsi con cadenza quasi giornaliera gli incidenti lungo la A4, con un numero di vittime davvero impressionante e la questione terza corsia cantieri naturalmente nel mirino delle polemiche e non solo. È di queste ore una sua proposta che sta riaccendendo anche non poco il dibattito sulla questione. Che cosa ha detto lei, sindaco? È una vera proposta o è una provocazione? Tutte e due, nel senso che sappiamo che c'è un percorso che deve completarsi a Roma perché velocemente ci sia il riconoscimento di questa nuova società di gestione che possa finalmente avviare le opere e realizzare la terza corsia. Al tempo stesso però dobbiamo chiederci che cosa fare nel tempo che ci separa da questa realizzazione. E quindi io ho solo fatto una proposta, quella cioè di essere molto tassativi sul controllo delle velocità e sulla riduzione delle velocità. E parto da un'esperienza personale. Per chi ha la possibilità di transitare sul Ponte della Liberazione tra Mestre e Venezia sa che se fa 75 all'ora viene punito. Ci sono regolarmente dei sistemi di controllo della velocità per cui uno imposta con il suo dispositivo di regolazione velocità quel limite e lo rispetta per tutto il tratto. E quindi se avessimo ogni 2 o 3 chilometri questi controlli, io credo che uno ci penserebbe 2 volte prima di sgarrare. È vero, non è solo una questione di velocità, perché in molti casi è complice la distrazione o la stanchezza per una serie di motivi, però non è la stessa cosa fare un incidente a 90 o 110 km all'ora anziché a 50 o a 70, quindi potrebbe essere un contributo almeno per ridurre le mortalità e sperando anche l'incidentalità. Il presidente Panis dice che non si deve punire chi si comporta bene e piuttosto intensificare, diciamo, le sanzioni per chi si comporta male. È vero che chi si comporta male spesso è la stessa vittima, è chi muore. Al tempo stesso chi si comporta bene non è contento quando in virtù di questi incidenti si deve chiudere l'autostrada e riversarsi sulla viabilità ordinaria. Ho fatto un conto veloce, diminuire da 90 a 50 km all'ora vuol dire metterci 6 minuti in più. Ecco, io credo che 6 minuti in più valgano le oltre una vittima al mese che stiamo contando da inizio dell'anno. Ecco, peraltro non dimentichiamo poi che i minuti diventano molti di più quando si resta in coda, perché oltre al dramma dell'incidente in sé, del pesantissimo tributo di vite umane, c'è poi tutto ciò che si verifica sia all'interno dell'autostrada che nella viabilità ordinaria, con chiusura della carreggiata, traffico che si riversa sui comuni del Veneto orientale, ore perse di lavoro in coda. Quindi insomma anche questo sicuramente è un elemento che non deve essere trascurato, no? È così, e quindi siccome ormai sta capitando sempre più frequentemente e siccome ne abbiamo provate tante di misure e finora nessuna è stata risolutiva, io ho proposto di mettere in campo anche questa e vedere se ci aiuta a controllare il problema. Non possiamo dire vabbè, ormai mettiamo sul conto che ci possa essere un morto al mese e mettiamocela via e speriamo di avere la terza corsia il prima possibile. Questo non è accettabile. Quel morto potrei essere io, potrebbe essere chiunque di noi, anche se non lo conosco. Si tratta di tragedie che riguardano famiglie intere che vedono spezzare la vita propria, non solo di chi ci ha rimesso la pelle, insomma. Quindi qualcosa dobbiamo fare e non possiamo restare con le mani in mano. Per fortuna o per coincidenza, diciamo, mentre accadeva quest'ultimo episodio c'era una riunione, c'era un incontro importante a Portogruaro proprio sul tema della viabilità, la presenza del vicepresidente della regione De Berti, anche di un viceministro, insomma. Confidiamo che veramente noi abbiamo anche dato disponibilità come sindaci della Venezia orientale a scendere a Roma e a sensibilizzare e a far pressione perché questo nodo possa essere risolto.
Grazie, allora io la ringrazio davvero Sindaco per questo e le chiedo solo un'ultima cosa, flash, c'è stato anche un incontro, no, con gli altri sindaci in questi giorni di tutta l'area interessata da questo problema per prendere delle decisioni relative alla viabilità non autostradale chiaramente ma ordinaria in caso di incidente. C'è qualche novità, qualche provvedimento che avete deciso? Certo, l'incontro di presentazione di questo master plan della viabilità che i sindaci della Venezia Orientale hanno predisposto nel corso di quest'anno per fare un elenco e anche dare delle priorità di intervento, sapendo che non ci sono mai risorse per fare contemporaneamente tutti gli interventi, anche sul tema dell'accessibilità costa entroterra che comunque vede le file ogni anno formarsi nel periodo estivo per raggiungere Jesolo, Caorle, Bibbione eccetera, ma anche per individuare quei punti neri della viabilità che hanno visto morire tante persone, molti di questi giovani in questi anni. Ricordo su tutti l'episodio in cui sono morti 4 ragazzi delle nostre città, e quindi anche capire come mettere in sicurezza, oltre che immaginare delle vie nuove che favoriscano l'accessibilità, come dicevo, e il transito in sicurezza. Certo, senz'altro. Sindaco, la ringrazio, grazie per essere stato con noi, buona giornata a lei e un buon lavoro. Altrettanto a voi, buona giornata. Grazie, un saluto. Noi ora cambiamo tema e andiamo a Padova. Padova, vedo che abbiamo collegata la collega Chiara Gaiani, grazie Chiara per essere con noi. Allora, come sta andando la situazione dopo l'attacco informatico che c'è stato ieri, l'abbiamo raccontato nei nostri telegiornali, appunto a tutto il sistema informatico dell'ULSS Euganea, che ha creato non pochi problemi e difficoltà. Buongiorno Marta e buongiorno ai telespettatori. Ti confermo che purtroppo non è ancora del tutto risolta la situazione. Vi leggo l'aggiornamento che ci ha inviato la direzione generale dell'ULSS 6 Euganea. Nelle note è stata predisposta una nuova infrastruttura server isolata e parallela rispetto alla precedente, dove si stanno riattivando tutti gli applicativi. Ci sono 60 tecnici al lavoro in questo momento, perché purtroppo l'attacco non ha riguardato solo i computer all'interno dei presidi ospedalieri, ma anche quelli della medicina territoriale, quindi nei distretti. Stanno lavorando quindi non solo negli ospedali ma anche nei distretti per bonificare le macchine e certificare le macchine che sono esenti da questo virus che si installa nel sistema e crea purtroppo dei problemi, perché vengono sostanzialmente rapiti, sequestrati i dati. Che cosa funziona? In questo momento funzionano tutti i punti tampone, tutti i centri vaccinali dell'ULSS 6 Euganea. Ci sono dei problemi nei pronto soccorso, nelle radiologie, nei CUP, nei punti prelievi, nei laboratori di analisi. Queste sono tra l'altro le priorità per i tecnici che stanno operando in questo momento. Un attacco hacker di tipo ricattatorio, nel senso che ci ha confermato la direzione generale dell'ULSS che è stato chiesto un riscatto che ovviamente non è stato pagato proprio per all'indomani di questo attacco, che vi ricordo è partito nella notte di venerdì. Stanno indagando ovviamente per capire che cosa sia accaduto, come possa essere accaduto. Al lavoro gli agenti della Polizia Postale e delle Telecomunicazioni, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Venezia. Ecco Chiara, approfitto di questo collegamento per chiederti anche l'altra notizia, aggiornamenti sull'altra notizia di giornata da Padova. Questa mattina sei stata a Monselice, no? Dove i sindaci hanno messo in atto una protesta. Che cosa è successo? Abbiamo anche delle immagini qui, se la regia le vuole mandare, appunto, che ci hai inviato proprio questa mattina. Sì, erano 44 i sindaci, 44 sindaci della Bassa Padovana che si sono dati appuntamento davanti all'ingresso dell'ospedale di Schiavonia. Che cosa hanno chiesto? Sappiamo purtroppo che
terribile 21 febbraio 2020 che ha cambiato le vite di tutte. Questo ospedale è stato chiuso, all'interno purtroppo moriva anche la prima vittima italiana, non solo veneta, di Covid, e cioè Adriano Trevisan. L'ospedale di Schiavonia divenne a quel punto un Covid hospital, tutte le altre attività di fatto sono state bloccate, è stato davvero un grosso problema. Sono circa 200.000 cittadini che vivono in quell'area del Veneto, costretti per esigenze di natura sanitaria a spostarsi negli altri presidi dell'ULSS. Però giusto per darvi un'idea delle grandezze, alcuni cittadini sono stati costretti a partire da Montagnana, ci troviamo quasi ai confini con Verona e con Rovigo, per arrivare a Cittadella, quindi siamo a ridosso del Bassanese. I sindaci sono preoccupati che, visti i numeri, visti i posti occupati soprattutto nella terapia intensiva, che comunque è uno dei cuori pulsanti dell'ospedale, se la terapia intensiva è occupata, le altre attività di conseguenza vanno a diminuire o comunque a bloccarsi. Per ora il pronto soccorso è aperto, temono che venga chiuso il pronto soccorso intanto e che quindi i loro cittadini siano costretti a questi pellegrinaggi che hanno fatto nei mesi scorsi, e quindi si rivolgono alla Regione proprio per chiedere, diciamo, di attivare anche altri presidi in tal senso, con il timore e con la preoccupazione per l'andamento dei contagi, un andamento dei contagi di cui sono ben consapevoli, sanno che è molto difficile prendere delle decisioni in questi momenti, ma chiedono anche, essendo i responsabili della salute dei cittadini e soprattutto i primi interlocutori, di essere ascoltati. Grazie, allora grazie Chiara per questo collegamento, buona giornata e buon lavoro, un saluto, ciao. Grazie a voi. Grazie. Allora chiedo alla regia ora se abbiamo collegata già la collega Lina Paronetto che dovrebbe aggiornarci sull'incontro che c'è stato questa mattina in comune a Treviso tra il sindaco Mario Conte e i sindaci di numerosi comuni dell'Interland, appunto trevigiano, proprio per la questione di Grande Treviso. Ecco, vedo che abbiamo la collega Lina Paronetto con l'assessore Manera. Buongiorno Lina. Buongiorno Marta, sì, hai detto bene, Alessandro Manera, siamo qui nel chiostro del Museo di Santa Caterina. Qui si sono riuniti 20 sindaci, quindi un numero importante di 20, dunque oltre al capoluogo altri 19 comuni della cintura urbana, per parlare di questa Grande Treviso. È stato ribadito più volte, non si tratta di una fusione, neanche di un'unione, si tratta di una collaborazione diffusa, innanzitutto per intercettare i fondi del PNRR, no? Quello che molti comuni naturalmente aspettano, aspirano, perché si tratta di fondi importanti. I comuni piccoli hanno detto attenzione che noi da soli, anche se andiamo a bussare, nessuno ci apre la porta. Fare massa critica, secondo il sindaco Mario Conte, è una maniera per intercettare queste risorse. Come è andata, assessore Manera? No, è andata molto bene perché c'è una condivisione di intenti importante ed esattamente quello che dicevi, andare a cercare di intercettare i fondi. Abbiamo sempre parlato che bisogna essere proattivi, quindi cercare di avvicinarsi a questi fondi prima che vengano messi a disposizione, e lo stiamo facendo. Abbiamo fatto un master plan delle piste ciclabili importante che è già in una fase esecutiva, quindi saremo in grado di fare i primi bandi per intercettare questi fondi, ma le potenzialità sono tante e teniamo conto che il nostro territorio, che noi consideriamo sempre molto grande, è un territorio relativamente piccolo rispetto a quello sulle dimensioni delle città in Europa. Quindi una massa di 320.000 abitanti è sicuramente una città medio-grande per l'Italia, ma una città piccola per il resto d'Europa. E da questo punto di vista noi siamo contenti perché tutti hanno capito, noi siamo pronti, l'Ufficio Europa è pronto, l'assessore è pronto, il sindaco è pronto, tutti. Quindi il comune di Treviso in qualche maniera metterà, abbiamo sentito, le risorse umane che altri comuni naturalmente più piccoli non hanno, per dare una mano, ha detto il sindaco, sia si tratti di richieste fatte tutti insieme che magari anche di istanze che avanza il piccolo comune. Sì, certo, perché abbiamo delle situazioni anche in cui ci saranno linee di collegamento o linee, diciamo, di sviluppo anche verso altre province, perché abbiamo per esempio il comune di Mogliano che è a ridosso un'altra provincia, quindi, e anche altri comuni tra loro potranno avere delle progettualità diffuse, perché ci sono comuni, non deve essere sempre Treviso, che hanno delle progettualità diffuse non solo di collegamento ma messe a disposizione di servizi, di tecnologia, e quindi da questo punto di vista farlo assieme ci porterà più avanti.
Senta, i vari sindaci, quali sono gli ambiti in cui sperano di veder confluire questi fondi? Noi abbiamo sentito chi ci ha detto il sociale, chi ci ha detto la riqualificazione urbana. Sì, allora teniamo conto che da subito molti di questi soldi saranno messi a disposizione per la riqualificazione degli immobili pubblici, quindi scuole, e quindi edifici comunali, quindi palestre, e qui la riconversione energetica porterà a una riduzione delle spese perché le bollette scenderanno e a dei locali molto più sani per i nostri cittadini. Ma sicuramente, vedendo i dati, l'invecchiamento attivo è la parte più importante. In 9 anni abbiamo visto che gran parte della nostra popolazione tenderà a invecchiare e quindi, essendo peraltro molti di questi anziani da soli, dobbiamo strutturare le nostre, non solo diciamo le abitazioni in carico al comune, ma in qualche modo andare a supportare quello che è l'evoluzione e lo sviluppo dei centri urbani, perché queste persone possano accedere in maniera più facile e vivere in serenità e anche con una sanità pubblica molto efficiente. Senta, per dare l'idea di cosa ha significato questo tavolo di cui i nostri telespettatori stanno vedendo le immagini adesso, diciamo pure che il referente del progetto, dottor Testa, che era qui oggi, ha detto attenzione che nelle altre realtà che hanno avviato in Italia questo genere di percorso si è molto più indietro. A Treviso questa unità di intenti che è stata manifesta questa mattina sta già diciamo permettendo che questo percorso proprio inizi concretamente e potrebbe diventare modello per gli altri territori. Sì, questo noi ci teniamo, ovviamente siamo orgogliosi di questo, si chiama Grande Treviso, ma in realtà è una grande area. Treviso è il comune capoluogo, quindi anche forse un caso si chiami Grande Treviso. Però sì, siamo felici di essere un modello, ce l'hanno ribadito. Noi oltre che un modello, perché i modelli si guardano sempre allo specchio, vogliamo essere quelli che realizzeranno le prime opere. Ecco, ci teniamo perché poi non dobbiamo specchiarci sul fatto di esserci seduti a un tavolo. Io dico è stato bello anche per il fatto che peraltro i sindaci hanno colore politico diverso, ma le esigenze sono più o meno uguali. E sicuramente un esempio è stato quando si fu creato Alto Trevigiani Servizi, perché nessuno era in grado di creare le proprie fognature a casa. Si è creata una struttura, in quel caso una società esterna, e non è questo il caso, che realizzasse un'opera condivisa. Ecco, questa è una struttura, un'unione tra comuni, ma non un'unione intesa come fusione, è solo dei comuni che si mettono assieme per lavorare, per andare a prendere questi soldi e realizzare opere, perché non è solo prendere i soldi, è realizzare opere. Ecco Marta, dici tu se hai delle domande da studio. Lina, io ti ringrazio davvero, chiuderei qui il collegamento, avete toccato insomma quelli che sono i temi caldi proprio di questi aspetti, no, che vanno a coinvolgere i comuni dell'Interland trevigiano in questo progetto sicuramente molto importante per quello che potrà portare per tutti i territori. Grazie a Lina Paronetto e grazie all'assessore Alessandro Manera, buona giornata e buon lavoro. Grazie a te Marta, grazie. Grazie, allora noi ora torniamo ancora una volta in montagna in questo excursus diciamo che stiamo facendo sulle nostre meravigliose Dolomiti proprio per vedere la situazione in questa giornata importante. Abbiamo detto no, rappresenta un po' il D-Day della ripartenza per la montagna veneta dopo 22 mesi di chiusura. Riparte oggi la stagione invernale dello sci, l'abbiamo visto, ma non di solo sci vive la montagna. Abbiamo infatti in collegamento ora Yuki D'Emilia, che è l'assessora al turismo, agli eventi e alle manifestazioni del comune di Belluno. Buongiorno Assessora, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi. Buongiorno, allora anche a Belluno città insomma e negli immediati dintorni si comincia a parlare di ripartenza della stagione invernale con una serie di eventi e di manifestazioni, no? Sì, assolutamente, abbiamo iniziato oggi, insomma aperto oggi le danze. Ecco, abbiamo... Sì, no, prego. Sì, mi sentite bene? Sì, la sentiamo molto bene. Perfetto, eccoci. Dicevo, siamo partiti oggi, abbiamo inaugurato i mercatini di Natale, che quest'anno sono gestiti dall'associazione Coldiretti Belluno, quindi mercatini con prodotti del territorio, a chilometro zero, prodotti bio e artigianato locale, quindi dei mercatini un po' particolari, assolutamente attenti al territorio e ovviamente accompagnati dalle classiche
casette del Brulè, insomma un qualcosa di assolutamente un appuntamento fisso per quanto riguarda il Natale a Belluno. Ecco. C'è appunto, vedo scorrere le immagini dei preparativi della pista di pattinaggio che apre questo pomeriggio, quindi anche qui in Piazza Duomo ci sarà la possibilità di pattinare. Anche questa è un'attrazione sempre molto cara ai bellunesi. Purtroppo l'anno scorso ovviamente insomma non eravamo riusciti a organizzarla, invece quest'anno insomma il Natale torna a tutti gli effetti, ecco. Un Natale di ripartenza, speriamo. Lo speriamo tutti. Naturalmente a questo proposito la sicurezza diventa fondamentale, no? Abbiamo sentito nel corso del nostro telegiornale come molti comuni si stiano attrezzando con delle ordinanze ad hoc anche per garantire la sicurezza, soprattutto in presenza di eventi e di manifestazioni che attirano in qualche maniera parecchie persone, proprio per evitare gli assembramenti, per evitare eventuali contagi. Una delle misure in primis è quello delle mascherine anche all'aperto. A Belluno com'è la situazione? Sì, assolutamente. Allora, quest'anno bisogna fare qualche sacrificio per il bene di tutti, quindi qualche regola in più rispetto al solito, ma ripeto, piuttosto insomma dello scorso anno in cui eravamo tutti purtroppo costretti a casa, direi che qualche sacrificio lo possiamo fare. Quindi per accedere all'area dei mercatini in Piazza dei Martiri sarà necessario avere il Green Pass, sarà necessario indossare la mascherina anche se all'aperto nei momenti di particolare assembramento, e chiediamo un po' la collaborazione di tutti quanti per una gestione di tutto l'evento in sicurezza, quindi anche per chi consuma alle casette del Brulè o mangia un panino, ma abbiamo preparato dei tavoli che solitamente non c'erano, proprio per favorire il più possibile i clienti di accomodarsi insomma, e consumare in tutta sicurezza. Ecco, Assessore, per quanto riguarda anche il resto delle attività commerciali, sappiamo naturalmente che questo è il periodo dell'anno nel quale la maggioranza dei commercianti puntano proprio per come dire, far quadrare i bilanci di un anno che purtroppo è stato per il settore del commercio senz'altro molto difficile. In questo senso, diciamo, quali iniziative, come vi state muovendo come Comune di Belluno? Ma ecco, quello che il Comune può fare è cercare appunto di organizzare tutta una serie di iniziative che portino le persone in piazza, in centro, e quindi siano un po', no, un'occasione per poi fare anche la classica passeggiata sotto i portici a vedere le vetrine. Poi insomma si spera che i clienti siano invogliati ad entrare. Ovviamente insomma il Natale è sempre un momento molto importante anche a livello economico, chiaramente. Ecco, peraltro, no, Assessora, ci sarà a breve anche l'inaugurazione della stagione sciistica del Nevegal. Sì, assolutamente. Quest'anno stiamo incrociando le dita, sembriamo abbastanza fortunati perché ha già fatto qualche nevicata, e quindi questo ci permetterà di aprire gli impianti questo mercoledì per il ponte dell'Immacolata, e quindi insomma di inaugurare prima la stagione rispetto agli ultimi anni, dove purtroppo la neve era ovviamente un po' più carente, quindi si andava di solito sotto proprio il periodo di Natale. Ecco, quindi insomma l'auspicio è che almeno anche il meteo ci metta lo zampino, nella speranza naturalmente che tutto possa procedere per il meglio, situazione pandemica. Noi abbiamo provato a fare il nostro, poi adesso speriamo appunto che il meteo ci aiuti. E soprattutto, no, l'andamento dei contagi, perché in queste ore naturalmente sappiamo quanto importante sia questo aspetto per quello che sarà l'evolversi della stagione turistica nel nostro territorio. Grazie allora Yuki D'Emilia, assessora al turismo, agli eventi e alle manifestazioni del Comune di Belluno. Una buona giornata, grazie. Grazie a voi, arrivederci. Grazie, un saluto, ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. Linea alla regia. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Il tempo cambia nuovamente, una perturbazione di origine artica si avvicina all'Italia, tuttavia sabato 4 dicembre sarà ancora buono, peggiorerà poi domenica. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà soleggiato ovunque, in pianura cielo poco nuvoloso, con ulteriore aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio.
Stesso contesto anche sulle zone montane. Precipitazioni assenti, dalla serata però saranno probabili deboli piovaschi a carattere sparso. Neve sulle Dolomiti oltre i 400-700 metri. Temperature senza notevoli variazioni, minime tra -1 e 4 gradi, massime tra i 3 e i 7 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso avremo un ampio soleggiamento in mattinata, più nubi poi a seguire e in serata avremo qualche rovescio. Temperature minime tra lo 0 e i 3 gradi, massime sui 6-9 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove prevarrà il sole in giornata. Il cielo si farà però via via più nuvoloso e nella notte avremo le prime piogge. Temperature minime intorno allo 0, massime infine sui 5 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Eccoci nuovamente in diretta con il nostro telegiornale. Sentiamo ora l'intervista al presidente della regione Luca Zaia relativamente ad un tema che sicuramente ha una grossa importanza anche in tutta quella che è la gestione della sanità nel periodo della pandemia. Quello l'abbiamo detto tante volte nel corso dei nostri telegiornali, quello della carenza dei medici. Ebbene, proprio ieri in un convegno a Sassari la ministra dell'Università e della Ricerca Maria Cristina Messa ha ribadito che le facoltà di medicina restano a numero chiuso, quindi una conferma che da sempre trova contrario il presidente del Veneto. Sentiamo. La mia posizione è nota, ormai arcinota in questi anni, anzi io ho iniziato a parlare di questo problema molti anni prima che arrivasse il Covid. Io resto sempre di un'opinione che il numero chiuso non ci voglia e che la selezione non va fatta con il test d'ingresso, ma va fatta strada facendo, anche perché un bravo chirurgo non è che lo selezioni con un test con le crocette chiedendogli il colore del cavallo di Napoleone o altre menate del genere. Lo valuti in sala operatoria, nelle esercitazioni, valuti la sua preparazione quando preparerà gli esami di chirurgia, di anatomia topografica, di fisiologia e tutto quello che sarà. Quindi c'è anche il rischio di lasciare fuori magari dei ragazzi che magari non saranno dei fenomeni a superare il test d'ingresso, ma magari diventeranno dei grandi professionisti. Non dimentichiamoci che la professione del medico è data da preparazione, da intuizione, da creatività e poi da quello che è un talento innato che ognuno può avere. Poi di cosa avresti bisogno oggi? Di anestesisti, soprattutto no? E cos'altro? Abbiamo bisogno di medici, di operatori sanitari, di infermieri. E sono esattamente quelle professioni sanitarie che sono contingentate. Dopodiché c'è un altro fenomeno che è bene che ricordiamo, che è quello che giustamente in un mercato ormai dove chi ha la professionalità può decidere dove andare a lavorare, spesso si accade anche il fenomeno di chi esce dall'ospedale pubblico e va a lavorare per i privati. Non faccio una colpa a questi signori, però ci si renda conto anche che a quel punto diventa anche una guerra tra poveri. Ecco, queste dunque le parole del presidente della regione Zaia, appunto in relazione alle difficoltà che l'intero sistema sanitario sta trovando, a maggior ragione in questo periodo insomma di recrudescenza della pandemia dovuta alla carenza di medici e proprio la carenza di personale sia medico che infermieristico ha portato la regione ad una stretta per quanto riguarda i tamponi per l'ottenimento del Green Pass nei punti vaccinali pubblici, viste insomma le difficoltà che si sono registrate in questi giorni, con quindi un incremento del lavoro per le farmacie, ma anche abbiamo visto un notevole afflusso di gente nei punti pubblici dovuti al contact tracing per il gran numero di contagiati tra i bambini che frequentano le scuole. Per parlare di questo, ma non solo, ci colleghiamo con il nostro Christian Arboit da Treviso. Buongiorno Christian. Buongiorno Marta, buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Antena 3.
Sì, esatto, è come dici tu, è caccia al tampone, potremmo definirlo così, questo primo fine settimana di dicembre, perché da lunedì cambiano le regole, si introduce questo Super Green Pass e da qui alle prossime ore ci sarà senza dubbio una escalation, un aumento di richieste anche esponenziale, soprattutto da parte di quei ragazzi teenager che lunedì dovranno salire sul bus con il Green Pass per andare a scuola. Questo è uno dei punti più delicati, come affermato più volte anche dagli stessi prefetti, nel caso Treviso, il prefetto di Treviso Maria Rosaria Laganà. L'altro aspetto, quest'ultimo, che ci è stato confermato pochi minuti fa da Livio Patelli, che è rappresentante delle Farmacie Unite, dell'Associazione Farmacie Unite, ed è uno storico farmacista del centro di Treviso. Stanno aumentando le richieste quindi da parte dei teenager e dei loro genitori. Quindi vedremo come andrà a finire lunedì mattina, quando ci saranno dei controlli a campione in diverse fermate del bus. Resta da capire con quali contraccolpi, perché chiaramente controllare il Green Pass, seppure a campione alla fermata del pullman, comporterà dei ritardi anche verso la scuola, e anche questo va ovviamente monitorato. E poi lunedì scatterà anche il Super Green Pass per accedere ai ristoranti, ai bar, con tantissime incognite. Allo stato attuale, Marta, abbiamo parlato con diversi ristoratori e rappresentanti di categoria, questa sera lo vedrete nei nostri telegiornali. Allo stato attuale manca ancora l'app per scansionare il Super Green Pass. Come sapete, a metà ottobre è stato introdotto il Green Pass, l'app è stata scaricata da tutti gli operatori economici, dai baristi, dai ristoratori. Su questo si sono concentrate anche le verifiche delle forze dell'ordine. Ebbene, lunedì scatta il Green Pass, il Super Green Pass, ma allo stato attuale non c'è ancora l'app, o perlomeno non è disponibile. Il via libera pare arriverà tra domani pomeriggio e lunedì mattina, quindi arriverà in zona Cesarini, e c'è un po' di apprensione da parte degli operatori. Ho parlato con Andrea Penzo Aiello, presidente di Veneto Imprese Unite, con Dania Sartorato dell'Appe di Treviso, e tutti sono concordi nel dire che mancano ancora dei dettagli. Tra l'altro non è solo la questione della nuova app, ma anche capire come gestire i flussi all'interno dei locali, perché facciamo un esempio molto banale. Cosa accadrà al bancone? È vero, per sedersi serve il Super Green Pass, ma per bere il caffè, o se una persona vuole starsene all'esterno del locale, cosa succede? Può farlo senza Green Pass o dovrà avere il Green Pass semplice? Insomma, è un vero e proprio rebus. Poi tutti questi puzzle vanno anche poi posizionati in base al colore della fascia. Veneto Imprese Unite, per esempio, ha rivolto delle domande proprio ufficiali alla prefettura di Treviso per avere delle risposte all'insegna della massima operatività. Intanto, come avete visto, c'è questa caccia al tampone, questa corsa verso i Covid point della provincia di Treviso, che sono stati potenziati. L'ex dogana, le immagini che mostravate prima, è stata presa d'assalto, ma all'ex dogana da metà settimana le linee sono state potenziate e probabilmente saranno ulteriormente potenziate nei prossimi giorni. Ci sono disagi, ci vengono segnalati di nuovo anche ad Altivole, ormai è la norma di questi giorni, ma Altivole, fortunatamente il nodo di Altivole sarà risolto da martedì con l'istituzione di un nuovo Covid point sulla Castellana,
verrà ripristinato il Covid Point del Melody, dell'ex discoteca Melody, che garantirà tra i 1000 e i 1200 tamponi al giorno. Come dicevi te, Marta, parliamo di tamponi rivolti soprattutto a soggetti sintomatici, perché ovviamente dei tamponi, diciamo così, gratuiti ai fini dell'ottenimento delle certificazioni del Green Pass semplice e del Green Pass semplice, a questo punto se ne occupano le farmacie. Quindi il quadro è in divenire, è un quadro molto complesso che chiaramente monitoreremo per tutto il weekend. Poi lunedì questa nuova data spartiacque, vedremo davvero se potremo dire di vivere un Natale sicuro. Grazie, allora grazie mille a Christian Arboit per questo collegamento sui problemi. Insomma, siccome si sta evolvendo la situazione alla vigilia, ormai lo possiamo dire, dell'entrata in vigore del Super Green Pass. Grazie Christian, buona giornata e buon lavoro a te. Ecco, allora un saluto a Christian Arboit. Noi ora continuiamo a parlare di questo tema con Giampaolo Sbarra, vicepresidente dell'ADI, l'Associazione Docenti e Dirigenti Scolastici Italiani, che vedo abbiamo in collegamento. Buongiorno professor Sbarra, grazie per essere con noi. Grazie a voi. Ecco, allora ha sentito, no? La situazione si sta facendo particolarmente difficile per due ragioni. Insomma, da un lato purtroppo i contagi soprattutto nella fascia più giovane della popolazione continuano a correre, con molte classi in quarantena, cosa che naturalmente innesca tutto il discorso del contact tracing per gli studenti, gli insegnanti e poi i familiari, con quindi le code che abbiamo visto ai punti tampone dell'azienda sanitaria, ma anche sappiamo i ritardi poi nell'arrivo delle risposte dei tamponi, che quindi costringono le scuole a mantenere ancora magari le classi in quarantena. Parliamo naturalmente in questo caso dei tamponi per uscire dalla quarantena, quindi per la fine della malattia, e dall'altra poi la questione trasporti, che con l'entrata in vigore del Super Green Pass a partire da lunedì potrebbe creare diversi problemi a quei ragazzi che non sono vaccinati, over 12. Quindi dal vostro osservatorio, diciamo, la situazione in questo momento qual è? Quali sono le criticità che voi evidenziate e che cosa chiedete per migliorare la situazione? Ma le criticità sono quelle che abbiamo evidenziato già quest'estate, cioè prima che la scuola riprendesse. E quindi sono molti, in realtà provvedimenti veri, importanti, non ne sono stati presi e si è rimasti ancora legati al principio giusto, ma che confligge con la realtà dei fatti, della scuola in presenza. La scuola in presenza è la vera scuola, ma in questa situazione di urgenza, di emergenza costante, perché i problemi di base non sono stati risolti, non ci si può appendere ad un ideale per quanto positivo. Quindi la scuola va considerata nella realtà dei fatti. Addirittura è stato eliminato il distanziamento interno alle classi, quindi è evidente che se tu non intervieni sui trasporti, non intervieni sul numero di studenti per classe, elimini il distanziamento nelle classi, cioè è evidente che se il virus cammina, il virus trova strade per diffondersi, e quindi gli errori stanno ancora all'origine. Adesso qua con il Super Green Pass da lunedì prossimo evidentemente le cose sono destinate ad aggravarsi, però ricordiamoci che si può ben dire niente DAD, ma di fatto la DAD deve essere fatta in molte situazioni, piaccia o non piaccia. Ecco perché bisognava prendere i provvedimenti adeguati già nel passato, perché ricordiamoci che siamo a fine 2021, ma la vicenda comincia all'inizio del 2020, quindi di mesi ne sono passati moltissimi per fare interventi infrastrutturali e anche strutturali.
Ecco, ma nelle classi secondo lei come se ne esce da questa situazione? Abbiamo assistito anche in quest'ultima settimana, no, a questo repentino dietrofront del governo proprio per quanto riguarda le regole per le quarantene, no? Prima tutta la classe in DAD con un solo contagiato, con un solo positivo, poi contrordine si ritorna come prima, ne servono 2 oppure 3. Secondo lei come se ne esce da questa situazione? Guardi, con tutti gli esperti che sono coinvolti in questa vicenda è difficile che siamo noi a dare la soluzione al problema, e quindi noi chiediamo agli esperti una valutazione oggettiva della realtà, e ai politici, cioè a chi governa, chiediamo un'assunzione precisa e coerente di responsabilità. Ma qua siamo ormai di fronte a una incoerenza pericolosa. L'abbiamo visto quando il governo emana una circolare che viene ritirata il giorno dopo, e lo vediamo adesso quando si richiede il Green Pass per salire in autobus e non si richiede nulla per stare a scuola 4-5 ore senza alcun distanziamento. Quindi è evidente che serve coerenza nelle attività di governo. Si può tornare indietro, si può guardare avanti. Certamente ci sono delle arretratezze che non possono essere recuperate oramai in questo periodo qua. Quindi bisognerà rassegnarsi all'idea che anche per quest'anno, almeno anche per questi mesi, finché poi non capiremo quale sarà il valore di questa ultima variante, anche per questi mesi è probabile che si debba ricorrere alla didattica a distanza, e qua bisogna intervenire perché gli strumenti siano adeguati, che bisogna reintrodurre il distanziamento nelle classi, e che si possa immaginare di alternare la didattica a distanza con la didattica in presenza all'interno delle varie classi. Qua adesso in ogni struttura si possono articolare e studiare gli strumenti più adeguati. Quello che io ritengo invece profondamente ingiusto, inadeguato e inefficiente è dire no, la scuola la faremo in presenza, perché già oggi ci accorgiamo che non è possibile. Perché abbiamo molti contagiati, abbiamo molte classi in quarantena, abbiamo molti insegnanti in quarantena. Quindi quando un insegnante è in quarantena e non va a scuola, lascia scoperte le classi, si genera veramente una confusione all'interno della scuola. Oltretutto c'è un altro problema che io vorrei sottolineare, ed è un problema di sicurezza dei lavoratori. In molte scuole nessuno sa con precisione, cioè tutti ne parlano, ma non ci sono informazioni ufficiali su quante classi sono in quarantena, su quanti insegnanti sono contagiati, su quanti studenti sono contagiati. C'è una visione un po' perversa della privacy, per cui di fatto in nome della privacy si mette in condizioni di insicurezza tutto l'ambiente scolastico. Anche questo è un problema che andrebbe risolto. Senz'altro. Peraltro, professor Sbarra, c'è un'agenzia proprio di pochi istanti fa con i dati dell'Istituto Superiore di Sanità che evidenzia come nell'ultima settimana il 51% dei casi di positività rilevate nel nostro paese sono in età scolare tra i 6 e gli 11 anni. Quindi insomma la fascia di popolazione è più coinvolta proprio purtroppo in queste giornate, in questa fase diciamo di recrudescenza della pandemia è questo, il 33% nella fascia 12-19 e soltanto l'11% e il 5% sono stati invece diagnosticati rispettivamente tra i 3 e i 5 anni e sotto i 3 anni. Quindi questo si legge proprio nel report relativo all'incidenza dei contagi effettuato dall'Istituto Superiore di Sanità relativamente ai più giovani. Quindi insomma secondo lei, professor Sbarra, questo volersi ostinare diciamo... Certo, questa è la smentita di quello che i ministri negli ultimi 2 anni ci hanno detto, sia la ministra Azzolina sia l'attuale ministro Bianchi, che la scuola è il luogo più sicuro. La scuola non è il luogo più sicuro per 1000 motivi, perché non è sicuro il contesto che la contiene,
e perché le norme interne alla scuola non garantiscono la sicurezza. È stato fatto quasi nulla per il ricambio dell'aria all'interno delle classi. L'unico modo è tenere aperte le finestre, ma insomma non siamo sempre in settembre, adesso ci stiamo avvicinando alla stagione gelida, quindi anche questo è un problema. La scuola non è l'ambiente più sicuro. I dati che lei ha citato adesso in realtà ne sono una conferma, e dalla scuola ovviamente si esce nelle famiglie, si esce nella società. Dopodiché dovremmo capire quanto questa variante sia pericolosa, quanto questa variante incida. Allora, ci sono varie teorie delle quali non sono esperto e nelle quali non entro in merito. Resta di fatto che il contagio comunque non si è fermato, ma sembra progredire con una certa velocità. Quindi qua dobbiamo prendere provvedimenti adeguati e non provvedimenti demagogici. Ecco, peraltro, guardi, proprio finché parlavamo, e se magari la regia può mandarlo in onda, mi è appena arrivato questo dall'ufficio stampa dell'azienda sanitaria dell'ULSS 4 del Veneto Orientale, che sono i contagi suddivisi per fasce d'età che si stanno appunto riscontrando in questa USL, ma che poi abbiamo visto, insomma, sono purtroppo comuni anche alle alte. La fascia più colpita è proprio quella 0-12 anni, quindi quella dei bambini, insomma, non vaccinati, che sono quindi anche quelli evidentemente purtroppo a maggior rischio. Quindi insomma, Sbarra, dal ritorno della didattica a distanza secondo lei non se ne esce, almeno per quest'anno? Bisogna come dire, far entrare le varie didattiche nella normalità della scuola. Cioè la scuola ormai non può rinunciare al concetto di didattica a distanza, cioè di intervento di strumenti anche digitali nella trasmissione della cultura nel processo di apprendimento. Quindi non va demonizzata, non va ritenuta l'unica didattica possibile, e bisogna capire che se è necessario lo strumento va utilizzato, ma perché possa essere utilizzato bisogna che noi creiamo le condizioni infrastrutturali e poi quelle logistiche, e poi insomma che le dotazioni per gli studenti, perché noi sappiamo quante ingiustizie si creano dal punto di vista sociale fra studenti di vario tipo in vari territori, di vari ceti sociali. Questi sono interventi che si possono però, come dire, portare e affrontare nel corso del tempo, non nel corso di una costante emergenza. Quindi chi governa deve anche guardare avanti di qualche mese, di qualche anno, vorrei dire, di qualche decennio anche per la scuola. Ma qua non si riesce a fare nulla perché ci obbligano per come dire, inerzia e anche per incapacità a vivere in questa costante emergenza. Ecco, professor Sbarra, volevo farle un'ultima domanda. Le chiedo purtroppo una risposta davvero molto sintetica perché abbiamo una barra pubblicitaria tra pochissimo. Ieri sera c'è stato anche un importante incontro sul fine vita a Treviso con Marco Cappato. Che cosa è emerso da questo incontro, da questo dibattito che c'è stato? È un intervento molto partecipato. Marco Cappato si è prestato a venire anche a Treviso in un giro molto importante che ha fatto nel nord-est. Abbiamo parlato di tutto quel processo che sta tra la vita e il fine vita e quindi il tema della malattia e della sofferenza, che non si risolve solo con l'eutanasia, ma che deve, come dire, vedere affrontati tutte le varie tappe, diciamo dal testamento biologico al tema delle cure palliative, al tema della sedazione profonda continua, al tema eventualmente del suicidio assistito o della eutanasia. Ma quello che abbiamo voluto precisare con Marco Cappato ieri era che noi dell'Associazione Coscioni non siamo quelli della morte, siamo quelli della vita libera e dignitosa e della morte libera e dignitosa. E qua mi pare che abbiamo incontrato grande attenzione anche nell'opinione pubblica di Treviso. Ci ha dato molta soddisfazione la raccolta delle firme sul referendum che abbiamo fatto. Grazie professor Sbarra, la ringrazio per essere stato con noi, buona giornata, grazie. Grazie a voi, grazie, arrivederci. Un saluto, noi ora ci fermiamo per la pubblicità, a tra poco.
Eccoci nuovamente in diretta con il nostro telegiornale. Ringrazio i nostri prossimi ospiti. Benvenuti a Nicola Pellicani, deputato del Partito Democratico, e Raffaele Baratto, deputato di Coraggio Italia. Buona giornata e grazie per essere con noi. Un saluto. Grazie a voi e ai vostri telespettatori. Ecco, allora abbiamo già fatto il punto nel corso di questo telegiornale sulla situazione sanitaria nella nostra regione, situazione che è abbastanza preoccupante. Sono 2.560 i nuovi positivi di oggi, un po' in calo rispetto a ieri quando si erano superati i 3.000, ma i dati sui ricoveri purtroppo stanno salendo, oltre alle 8 vittime che registriamo anche oggi in Veneto. I dati sui ricoveri, altri 27 in area non critica, che portano quindi a 632 i posti letto occupati nella nostra regione e 122 in terapia intensiva, più uno rispetto a ieri, e credo sia questo un dato, forse il dato più significativo sul fronte dei rischi che stiamo correndo, proprio perché l'ha detto ieri il Presidente della Regione nel punto stampa, il passaggio in giallo, diciamo, per il Veneto, che non scatterà da lunedì, a differenza della vicina provincia autonoma di Bolzano, potrebbe essere probabile per la settimana successiva, visto che l'unico dato che ancora ci tiene in bianco è quello dei ricoveri in area non critica, più 27 solo in 24 ore, è un numero sicuramente importante, con l'aggravante del primo caso di variante Omicron che è stato scoperto ieri sera a Vicenza. Siete preoccupati per la situazione, Pellicani? Beh, certo, siamo preoccupati, anche se fortunatamente stanno aumentando anche i vaccini, le prime dosi di chi non era ancora vaccinato, e questo aiuterà, come dire, a far da argine a questa nuova variante che si sta diffondendo, è arrivata anche in Veneto, in provincia di Vicenza, e quindi c'è da stare molto attenti ed essere prudenti. Non possiamo ovviamente pensare di fermarci, ma dobbiamo far tutto con la massima prudenza, quindi mascherine, quindi lavarsi le mani il più spesso possibile e ovviamente mantenere i distanziamenti ed evitare le situazioni di affollamento. Detto questo, bisogna monitorare la situazione in continuazione, sperando anche che cali un po' il contagio. Ecco, forti anche di questa campagna vaccinale che sembra aver ingranato, no? Una marcia di notevole incremento anche per alcune prime dosi, quindi gente che fino ad ora non aveva affrontato il ciclo vaccinale, ma anche per le terze dosi, dove addirittura, insomma, la domanda supera l'offerta in queste ore nelle aziende sanitarie del Veneto. Baratto, è preoccupato? Ma sicuramente preoccupato, credo che però, come diceva bene lei, la questione dei vaccini sia assolutamente molto importante. Credo che basta guardare i dati. Un anno fa eravamo nel disastro più assoluto. Oggi con i vaccini credo che la situazione è cambiata, anche se bisogna assolutamente, come diceva bene il collega Pellicani, tenere alta la guardia, perché è fondamentale, ma andare a vaccinarsi credo sia davvero importante, per cui l'aumento che negli ultimi giorni si sta verificando credo sia davvero una cosa buona. Io mi auguro che giorno per giorno sia nella terza dose, ma anche per chi non ha ancora fatto la prima dose, si vada a vaccinare, sia assolutamente importante per tutto, per quanto riguarda l'economia, per quanto riguarda anche perché stiamo adesso affrontando un periodo importante per la montagna, per chi va a sciare, per quegli operatori che hanno sofferto per 2 anni. Diamo la possibilità di poter lavorare, perché credo che sia assolutamente importante. Per cui il buon senso da parte di tutti credo che sia importante, e chi non si vuole vaccinare stia attento, perché le misure che si stanno prendendo sono davvero forti e importanti. Credo che il governo a livello centrale
stia facendo tutto il possibile perché si possa andare avanti in maniera forte, anche perché stiamo dimostrando che come Paese, diversamente da chi non si sta vaccinando, noi stiamo anche andando bene, sicuramente non proprio bene, ma abbastanza bene. E credo che sia un esempio davvero da seguire per tutti quanti. Siamo una delle poche volte che l'Italia sta andando meglio di altri paesi anche a livello europeo. Penso che sia questa la strada da seguire, ma in maniera davvero concreta per tutti quanti. Per cui io davvero do questo senso in maniera forte che il vaccino sia davvero che ha dimostrato essere oggi l'unico strumento che ci può portare fuori da questo disastro. Ecco, Pellicani, no? Diceva Baratto, un momento importante per la montagna. Del resto la giornata di oggi, sabato 4 dicembre, segna, no, l'inizio del Ponte dell'Immacolata, che è un po' poi il test di quello che sarà il Natale, quindi il test d'avvio della stagione turistica invernale, che in montagna è ferma da 22 mesi con degli effetti che sappiamo, insomma, disastrosi sull'economia turistica di certi territori, ma naturalmente è un momento importante questo per il turismo non solo della montagna, ma pensiamo per esempio anche a tutte le città d'arte, no, del nostro territorio, Venezia in primis. Sicuramente l'incertezza di questo momento incide anche, no, poi in quelle che sono le abitudini di spesa dei cittadini, in quello che è il trend della prenotazione anche per quanto riguarda appunto le vacanze. In questo senso lei è veneziano, sappiamo che ha un rapporto insomma stretto con il territorio, no? Dagli operatori del settore, che input le arrivano? Ecco, dovrebbe forse attivare il microfono, onorevole Pellicani, non la sentiamo. Sì, eccomi qua. Ecco. Di certo non possiamo permetterci di perdere un'altra stagione invernale dopo quella dello scorso anno. Questo vale ovviamente per la montagna, che come ricordava adesso c'è il primo ponte, l'apertura degli impianti, e ovviamente sempre con la massima prudenza, ma dobbiamo certamente far funzionare gli impianti di risalita e tutto il sistema turistico della montagna. E poi ci sono le città d'arte che continuano a soffrire, perché in estate c'è stata una ripresa soprattutto dei numeri, ma non una ripresa, parlo in particolare per Venezia, per Roma, per Firenze, per le grandi città d'arte che non hanno visto purtroppo il turismo internazionale tornare in Italia, e quello pesa molto nell'economia di queste grandi città. E questo Natale probabilmente non farà eccezione, perché con queste misure di restrizione, con questa nuova variante, le prenotazioni ci sono, ma di certo non è tornato quel turismo internazionale che tutti auspicavamo. Bisogna per cui continuare anche a monitorare lo stato dell'economia di queste città, che come dicevo anche nell'estate, che soprattutto le località balneari hanno potuto beneficiare del calo dei contagi che come sempre arriva, ormai abbiamo imparato, nel periodo estivo, però di questo beneficio non hanno potuto utilizzarlo e beneficiarne le città come Venezia. Per cui su questo dovremmo anche capire nel corso della manovra se sarà necessario alcuni settori particolari continuare a monitorarli, nel senso anche di valutare la possibilità di sostenerli, perché a questo, come si diceva, stiamo beneficiando sì di una ripresa che è superiore anche economica, che è superiore anche a quella di altri paesi europei, però ci sono anche dei problemi grossi, penso al caro dell'energia, delle bollette energetiche, ma anche del gas, che soprattutto ad esempio nella nostra città, e mi riferisco a Venezia,
sta creando grossi problemi, ad esempio il settore delle vetrerie, no, l'abbiamo raccontato più volte nel corso dei nostri notiziari, il settore delle vetrerie sta avendo dei contraccolpi devastanti, no, per questo incremento. Peraltro proprio su questo ci sono anche delle novità, no, relativamente agli stanziamenti governativi, proprio per porre un argine al caro bollette, no? Sì. Certo, c'è proprio di queste ore il governo ha previsto nella legge finanziaria, nella legge di bilancio, altri 800 milioni che si aggiungono al 1,8 milioni al 1,2 milioni che era già previsto, quindi ci sono 2 miliardi. Un altro 1,2 miliardi era stato stanziato in un decreto precedente, però ancora non sarà sufficiente a fronte di quelli che sono i rincari, che sono davvero vertiginosi, perché stiamo parlando in alcuni settori che rincari, come ad esempio citavamo prima le vetrerie di Murano, che hanno rincari anche del 400-500%. È opportunamente in questo senso intervenuta la Regione con uno stanziamento ad hoc con un fondo di 3 milioni per le vetrerie di Murano, ma che consentirà di tamponare la situazione solamente fino all'inizio della primavera. Quindi sarà necessario prevedere delle misure strutturali che riguardino sia le famiglie da una parte, perché ovviamente dobbiamo garantire le famiglie, soprattutto le fasce più deboli, ma anche le aziende. Non possiamo dimenticare in particolare l'artigianato, le piccole aziende, perché se chiudono poi ovviamente è un problema grosso per tutte le famiglie italiane, che si aggiunge un doppio problema, per cui alle bollette ad uso civile anche poi le ricadute degli aumenti che riguardano le aziende. Quindi questo deve essere per noi la priorità oggi, a mio modo di vedere, perché altrimenti rischiamo di vanificare tutti i benefici della ripresa economica. Ecco, Barato, si rischiano di vanificare tutti i benefici della ripresa economica a causa di questo caro carburante, vale per le piccole imprese, vale per gli artigiani, ma anche grandi imprese. Abbiamo sentito casi di grandi colossi che per il caro delle bollette, ma anche poi per quella difficoltà di reperire alcune materie prime, stanno bloccando le produzioni, con la conseguente cassa integrazione degli operai, eccetera, eccetera. Io credo che bisogna davvero fare una riforma strutturale a livello europeo, anche perché se questi 2 anni non ci hanno insegnato nulla, credo davvero che sia una cosa che allora dovremo per forza fallire. Ma io credo che sia davvero opportuno pensarci, perché come ho detto anche in altre occasioni, su queste trasmissioni e su altre, non ci può essere mezzo mondo che produce e mezzo mondo che consuma, perché per quel mezzo mondo che consuma, se qualcosa non produce, prima o dopo non può più neanche acquistare da quel mezzo mondo che produce. Allora noi dobbiamo renderci conto che dobbiamo anche avere la forza di produrre una percentuale anche sicuramente più bassa di altri paesi, tipo a paesi asiatici, ma non possiamo essere ostaggi di quei paesi. Poi l'Italia deve avere anche un'autonomia per quanto riguarda l'energia, perché c'è poco da fare. Noi non ci possiamo permettere di essere ostaggi di paesi confinanti nostri che hanno l'energia sui metodi che noi assolutamente non vogliamo. Non funziona più così. Ci sono dei modi sicuramente che hanno superato i rischi che c'erano nel passato e oggi bisogna sicuramente valutarli, altrimenti rischieremo di trovarsi un paese che è fuori da qualsiasi tipo di operazione. Non possiamo più essere concorrenti a nessuno, ma questo sicuramente bisogna valutarlo principalmente a livello italiano, ma soprattutto anche a livello europeo. Altrimenti è come che un'azienda lavorasse per un cliente che a priori sa che non lo paga e voler pretendere di non fallire. Sicuramente non funziona così. Allora io credo che bisogna assolutamente cambiare completamente. E ripeto, se questi 2 anni di pandemia non ci hanno insegnato nulla, allora è giusto fallire. Ma io credo che abbiamo capito tutti che bisogna cambiare il sistema, bisogna cambiare il metodo, per cui anche su quei prodotti che valgono poco, un minimo
di autonomia bisogna averlo. Se noi pensiamo, mi permetta, che se per una mascherina che vale 0, come tecnologia vale lo 0, abbiamo un paio d'anni fa, all'inizio della pandemia, eravamo ostaggi di paesi come la Cina e l'India, dove vogliamo andare? Bisogna autonomi, anche percentuali bassissime, ma un po' per tutto. Allora sicuramente avremo un paese ancora più forte, avremo un'Europa ancora più forte che si può mettere su qualsiasi mercato. E è questo che sicuramente è l'obiettivo che dovremo raggiungere, ma non andrà bene solo per l'Europa, ma andrà bene anche per gli altri paesi dove l'Europa oggi compra e basta, ma dove l'Europa dovrà vendere anche, perché la tecnologia che abbiamo soprattutto in Italia, ma abbiamo anche in paesi europei, sicuramente gli altri paesi finora l'hanno sempre sfruttata e basta. Noi dobbiamo valorizzarla, perché credo sia questo l'obiettivo, ma non solo per le aziende, ma anche per i paesi, perché credo che sia importante tenere una parte di produzione anche sui nostri paesi, altrimenti è dimostrato che non si va da nessuna parte. Ecco, da lunedì riparte il Super Green Pass per fermare i contagi, quindi entra in vigore quella stretta, diciamo, sui non vaccinati voluta dal governo per salvare il Natale. Sarà veramente così? Le criticità, insomma, che stanno emergendo in queste ultime ore sono soprattutto quelle relative al trasporto pubblico, da un lato per le difficoltà relative ai controlli, dall'altro per i problemi che si potrebbero venire a verificare soprattutto per il trasporto scolastico, quindi per i ragazzi dai 12 ai 19 anni che devono avere quindi il Super Green Pass per poter salire sui bus, ma che nel nostro territorio sono vaccinati ancora con delle percentuali attorno al 70%. Pellicani, come se ne esce da questa situazione? Sì, il trasporto è sempre stato il punto critico un po' in tutto lo sviluppo di questi mesi della pandemia. Io credo però che il Super Green Pass sia una misura opportuna, che l'Italia in questi mesi è stata un po' capofila nell'introdurre misure sì severe, ma anche in modo graduale e in modo che hanno consentito di tenere bassa il livello del contagio rispetto ad altre nazioni. Pensiamo a quello che sta succedendo in Germania piuttosto che in Austria. Per cui io credo che sul trasporto pubblico sarà un test un po' in tutte, soprattutto nelle grandi città, per quanto riguarda il trasporto pubblico sugli autobus, sui vaporetti, per quanto riguarda Venezia, e poi anche sui treni relativi, quelli destinati ai pendolari. I controlli saranno fatti, immagino, al momento della salita, in modo dove si faranno dei controlli a campione, però io penso che sia necessario, perché anche questo è un modo per incentivare le persone a dotarsi del Super Green Pass, e parlo soprattutto per quella percentuale piccola ma ancora significativa che riguarda coloro che non sono vaccinati. Per quanto riguarda i ragazzi, sappiamo che i ragazzi fortunatamente sono la fascia d'età che anche quando vengono contagiati nella gran parte dei casi non si ammalano in modo grave, però sono anche dei veicoli del virus, e quindi bisogna, appunto, anche loro dovranno dotarsi dal lunedì del Super Green Pass. E sui controlli io credo che sia un test, nel senso che sono tutte cose che ovviamente stiamo sperimentando, strada facendo, e verificheremo anche come migliorarlo. Dal lunedì in poi si capirà anche dove si potrà intervenire per semplificare i controlli senza appesantire poi la vita quotidiana delle persone, in particolare dei ragazzi, che sono coloro che in generale sono stati i più colpiti e che stanno pagando il prezzo più alto di questa pandemia, sia per quanto riguarda l'istruzione, la scuola, l'insegnamento a distanza, che sappiamo
tutti i disagi che ha comportato, e sia per la socialità. Quindi noi dobbiamo mantenere la massima attenzione sui nostri ragazzi per, da un lato, tutelarli dai contagi, ma anche senza appesantirgli la vita. Ecco, sui trasporti, Baratto. Credo che oggi sia davvero i trasporti, purtroppo, come tutti sappiamo, sia per i ragazzi ma anche per quelli più grandi, è un problema importante. Però credo che le misure che finora sono state adottate siano delle misure anche che tutto sommato, per quanto siano state criticate, anche ci ricordiamo benissimo all'inizio col Green Pass quante critiche c'erano state, però credo che tutto sommato sia stata una misura importante, un metodo anche che ha funzionato, perché detto da tanti sembrava che fosse un metodo fallimentare, invece è stato tutt'altro, anzi qualche paese oggi ce lo sta copiando. Sicuramente il Super Green Pass e la questione dei trasporti è una questione, credo, che sicuramente tra le più delicate anche per i ragazzi che vanno a scuola. Tra l'altro sappiamo benissimo, oggi sono stati passati anche negli ultimi giorni la vaccinazione anche per i più giovani. Credo che sia un passo importante, fondamentale anche questo. Sicuramente non sarà facile, perché sappiamo benissimo, soprattutto all'inizio, ma è per qualsiasi cosa quando si inizia, che non è facile. Questa sicuramente sarà più difficile di altri, perché i trasporti, sappiamo benissimo, c'è tanta gente che usa i mezzi pubblici, alle volte anche più gente di quanto può salire, ma è sempre successo, inutile che ce lo nascondiamo. Oggi diventa 100.000 volte più delicata. Speriamo che tutti quanti abbiano il buon senso di seguire le regole, e credo che sia questo importante, perché tutti quanti dobbiamo collaborare, e credo che in qualche modo passeremo anche questo momento che è sicuramente più delicati di altri, perché credo che se riusciamo a passare questo mese e mezzo, credo che riusciremo a fare questo famoso giro di boa anche per quest'anno, che sicuramente è importante, che andrà bene sia per i ragazzi, che credo che siano quelli che, come è stato detto, abbiano subito più di tutto questa pandemia, perché abbiamo visto tutti quanti che la tecnologia è fondamentale, però il trovarsi insieme, frequentare la scuola è sicuramente tutt'altro, sia per una questione per i ragazzi, di trovare i colleghi, i compagni tra persone, ma sia anche per lo studio stesso, per cui credo che il buon senso comunque sia la cosa più importante. Ecco, grazie. Abbiamo ancora pochi minuti, ma volevo affrontare un altro argomento, magari lo facciamo sinteticamente, ma credo sia davvero molto importante, perché è un tema che ha visto il governo impegnato in queste ore, ed è quello della violenza contro le donne, con una nuova legge che è stata presentata proprio dalle ministre del governo Draghi ieri. Pellicani. Beh, mi pare un passaggio molto importante in questa fase in cui continua questa tragedia dei femminicidi. Pensiamo che solo in 11 mesi ce ne sono stati già 109 in Italia, e quindi io credo che queste misure introdotte dal decreto siano quanto mai opportune. Mi riferisco in particolare al potenziamento dell'uso del braccialetto elettronico, alle sanzioni previste per chi lo manomette, mi riferisco all'assistenza anche prevista per quelle donne che sono vittime appunto di violenze, e quindi con la possibilità di prevedere un fondo anche di sostegno. Quindi io penso che siano misure quanto mai opportune, attese e condivise da tutti, perché non è possibile che in una civiltà come la nostra ci sia ancora un problema
come quello dei femminicidi, come quello della violenza sulle donne, con i numeri da brivido che ancora siamo costretti a vedere. Quindi io credo che questa sia una legge attesa e che consentirà, mi auguro, a ridurre e a prevenire soprattutto, perché sappiamo che soprattutto all'interno delle famiglie spesso non avvengono le denunce, o quando avvengono non ci sono sempre gli strumenti per intervenire in modo preventivo. Certo, perché l'importante è proprio prevenire. Purtroppo abbiamo visto come tante volte si sia drammaticamente arrivati troppo tardi. No? Solo per concludere, per prevenire appunto con delle pene, delle sanzioni più pesanti, ma anche cercando di diffondere una cultura del nostro paese che è in grado di prevenire alla base questo tipo di violenze. Mi riferisco soprattutto ai giovani, ancora una volta, che bisogna alimentare questa cultura del rispetto all'interno delle famiglie, all'interno delle scuole. Certo, senz'altro. Baratto, su questo tema. Sì, credo sia assolutamente importante, perché questa follia umana assoluta credo che vada assolutamente colpita, anche perché, non vorrei sbagliarmi, ma c'è un femminicidio ogni 72 ore, per cui credo che davvero su un paese che è civilizzato credo non sia assolutamente, guardi, in maniera proprio totale è sopportabile una cosa del genere, per cui credo però sia importante assolutamente prevenire, perché altrimenti si parla e basta, e prevenire vuol dire dare davvero forza a chi sia all'interno della famiglia, chi magari con l'ex compagno, ma sappiamo come funzionano e chi viene colpito purtroppo su queste cose, venga tutelato assolutamente e sia sicuro di essere tutelato, perché questo è assolutamente importante, perché quando una persona sa che è tutelata va anche denuncia magari prima che succeda il disastro, e questo credo sia assolutamente importante, perché ecco, la nuova legge dovrebbe andare proprio in questo senso, no? Io devo chiudere perché dalla regia mi stanno lampeggiando di tutto, perché stiamo sforando. Io vi ringrazio davvero per essere stati con noi, grazie a Raffaele Baratto di Coraggio Italia, grazie a Nicola Pellicani del Partito Democratico, un saluto, buona giornata, buon lavoro a tutti e due, grazie, un saluto, e un saluto naturalmente a tutti voi telespettatori che ci avete seguito, una buona giornata.